Siete pronti? Silenzio. Abbiamo sentito questa processione alle Launedas Luca Solinas, Jonathan della Marianna, Orietta Puggioni, Alessandra Basciu. Ci accomodiamo per una chiacchierata. Un applauso, speriamo virtuale, se siamo sicuri cosa state facendo. Facciamoci l'applauso da soli. Ce la cantiamo e ce la suoniamo almeno. Per forza. Allora Jonathan, raccontaci un po' come è nata questa bellissima esperienza dell'Associazione Culturale Sinfonia. Ciao a tutti, buonasera. Ce l'abbiamo fatta innanzitutto ad arrivare all'8° anno, è il nostro compleanno. Siamo partiti nel lontano 2013, sembra lontanissimo, soprattutto dopo il Covid dell'anno scorso. L'Associazione Sinfonia nasce da una bellissima idea di Enrico Picchili, che è alla regia, che salutiamo, Andrea Puddu, fisarmonicista di Nurri, Isili, un po' di quelle parti lì del Sarcidano, E avremo anche che avremo qui a nostra disposizione, è mia. È nata perché eravamo sempre lì a fare musica di Launedas e fisarmonica, quindi abbiamo deciso di dare un po' valore alle nostre idee, ai nostri progetti che c'erano, che un po' in questi anni stiamo un po' valorizzando più del solito. Stiamo crescendo, stiamo crescendo. Bravissimi. Alessandra, come so che tu hai fatto il logo, giusto? Com'è nata l'idea? Sì, è nata parlando con loro e ascoltando le loro idee, il loro progetto. Ho unito un pochino tutto quello che Jonathan, Enrico, Andrea
idea avevano in mente per questa associazione, quindi ho cercato di disegnare le loro idee e metterle su in questo modo. Quindi, E pensi che abbia rispecchiato poi quello che è stato fatto in questi anni? io ho cercato di raccontarglielo e poi loro mi dicono no, vabbè, non raccontare nulla di quello che hai disegnato perché ognuno lo interpreta un po' come vuole. E credo che sia giusto così. È giusto così perché ha Io sto portato... zoomando, sto zoomando. Esatto, e soprattutto direi che ha portato fortuna sino ad oggi perché Il siamo... logo, sì, ha portato fortuna tantissimo, perché in 8 anni abbiamo fatto tante cose. E il logo è bellissimo, non lo dico perché faccio parte di Simponia, ma è bellissimo perché racconta proprio la parola Simponia e un po' tutti gli strumenti principali della nostra tradizione, della nostra musica, e quindi è praticamente un dipinto, un resoconto grafico che solo Mamma Tribu poteva fare. Esatto. Orietta, e tu come sei arrivata? Come sei approdata all'associazione e che fai adesso di bello? Allora, io sono approdata tramite Alessandra, che ho espresso il desiderio di imparare, ma ero posta il problema che ero troppo grande, per cui ho iniziato a 47 anni, e mi ha detto, ma stai scherzando? Ma provaci, provaci. E così sono finita da Simponia. Nelle mani di Jonathan. Sì. E mi si è aperto un mondo bellissimo, perché le Lamedas hanno un grande mondo, bellissimo da scoprire, e sono molto felice. Beh, Orietta è già suonatrice di percussioni, figlia d'arte di fisarmonica, anche se poi la fisarmonica non è lo strumento che poi ha coltivato, anzi da quando ha scoperto le Launedda basta, solo la Quando ero Launedda. piccola sono lavorato. Ah, ok. Però dove mette mano gli strumenti suonano, e quindi è ancora qui che ha, non lo so, in cantina forse ha 10 casse, stracasce su piedi di Launedda, ne ha più di noi messi insieme. Giustamente. E tu Luca? Da me parte da lontanissimo, perché sin da piccolo sentivo le Launeddas ogni primo maggio per la festa del Sant'Efisio, e mi era rimasto nel cuore il fatto che prima o poi avrei cercato di imparare, sinché qualche anno fa, 8 anni fa, incontro tramite amicizie Orlando Magia. Da lì parte il mio... Che salutiamo. Ciao Orlando! Che salutiamo e che vedremo Tra poco vedremo. Esatto. Quindi con lui inizio le prime fasi e poi da lì un po' di evoluzione, piano piano, fatica vista l'età, però stiamo cercando di andare avanti. Tutti si fanno vecchi qui, No, vabbè, Orietta sembra vecchia, ma ha compiuto da poco 36 anni, io ne ho fatti Mi sa che 18 sono l'altro vecchia. ieri. 26. Gianluca appena bianca però, 20? 26. Vabbè, i posti non li svelo. Non mi permetterei neanche io. Comunque, visto che siamo arrivati a Gianluca, la cosa bella è che è partito con una scuola di Orlando. E tra l'altro ci siamo conosciuti proprio in quella scuola che era a Mara. A Mara, esatto. A Mara. Poi il percorso di Gianluca si è un po' ha cambiato un po' strada, perché poi lui ha fatto parte della scuola di Sergio Lecis, che è un'altra storica Certo. scuola di Launedda, suonatori Luigi di Burrani. Launedda, la famosa scuola ereditata da Sergio e da Bruno Esatto. di Dionigi Branca. Non Non basta? non è finito qui, non era finito lì, Esatto. perché poi Salto a Sarabus ha direttamente. saltato verso est, è andato è andato in Sarabus Gerrei, a Villa Pusu, Sì. il paese diciamo più conosciuto per la storia delle Launeddas, grandi maestri. Quindi ha un po' stretto amicizia anche con i villapusesi Esatto. per il suono delle Launeddas, chiaramente. Dove è andato a finire? È tornato da noi, perché così ci conoscevamo già, ma state facendo la scuola a Pirri?
Stiamo facendo la scuola PIR e quindi praticamente è tornato alla Casa. fine a casa perché noi siamo tutti allievi di Orlando, io, Enrico, Alessandra e quindi e tornavo a Cotti. Esatto. Meglio così. Meglio così, sì, sì. E quali sono i progetti, se ce ne sono, o i sogni che avete ancora nel cassetto a proposito delle Launeddas? Se li volete condividere, chiaramente. Dai, certo, condividiamo. Alessandra, se ti va. Se ti va. Beh, i sogni sono tanti. La cosa più bella in assoluto è che provenendo tutti dalla stessa scuola poi ci mischiamo e ci ritroviamo in vari posti. Insomma, per farla breve, sentirsi orchestra, suonare, a volte anche improvvisando come abbiamo fatto adesso, ritrovarsi specialmente in questo periodo terribile in cui si prova un po' di tutto. Per Sante Fisi abbiamo provato a suonare ognuno a casa sua con le cuffie, sentirci e creare orchestra anche in quel modo. Certo non era lo stesso, però ci abbiamo provato ed è stato emozionante, perché ancora una molto volta emozionante. Jonathan e Enrico ci hanno messo lo zampino e durante un incontro così su Zoom in cui bevevamo lui una birra, io una tisana e lui... No, io la tisana. Enrico sì, faceva un po' di brainstorming, ma ragazzi ma cosa facciamo? Non riusciamo a vederci, ma tante fisi. Poi Jonathan ha coinvolto tutti, alla fine abbiamo suonato come siamo riusciti a fare. Però forse è stato emozionante e abbiamo coinvolto. No, è stato molto emozionante perché chiaramente l'anno scorso anche Sant'Efisio non l'hanno aperta a tutti i fedeli, ai suonatori, ai partecipanti, ai gruppi. Quindi noi abbiamo detto, non si è fermato Sant'Efisio durante la guerra, e lo facciamo fermare per il Covid, così, per un Covid. No, ci è venuta questa idea che chiaramente a noi è venuta, ok, poi abbiamo passato subito parola a tutti gli orchestri, perché il gruppo di Orlando Magia ci chiamiamo così Orchestra Popolare Sarda. Il merito va chiaramente a Orlando perché lui ha detto ha pensato forse 3 secondi così, fatemi capire come funziona e certo, vai. Quindi abbiamo messo su un po' tutta quella video chiamata di gruppo che eravamo in 30 e passa suonatori che ognuno ha seguito praticamente la traccia di Orlando. Con Enrico abbiamo inventato anche il montaggio perché lui era a casa sua, io a casa mia e ci siamo infiltrati ognuno nel computer dell'altro e ne è uscito un bel video. Un modo diverso per sentirsi vicini in una situazione Molto, è stato molto emozionante come diceva Alessandra proprio per quel motivo, perché era da un paio di mesi che non si suonava. Sant'Efisio crea sempre un'emozione molto grande e il bello poi è stato che EIA TV all'arrivo del Santo Annora mi stanno facendo vai taglia è bello dire questo, all'arrivo del Santo Annora EIA TV ha proposto la nostra suona del nostro video in diretta e quindi è stato il doppio se non il triplo di emozioni. Oriete, per te? Tanti sogni. Il mio sogno più grande è fare un campidanese fatto benissimo. Bene, Giovanna, dai, conto le mani. No, è incredibile. Io non so stimare i tempi velocissimi di Orietta perché Ma è tutto molto rapido con me. campidanese attualmente sto studiando il punto d'organo, è molto complesso. Molto complesso. Ma io Ci sono sta. molto testarda. Brava, giustamente. Ci sta. Nonostante sono vecchia. Ma quale vecchia, ma su. Ma- Complimenti. Grazie. Luca? Allora, speriamo, io prego nella pazzata di Jonathan che questa volta mi insegni veramente bene, niente, diciamo che lo stare insieme e suonare è la cosa più bella, cioè è uno dei progetti più grandi che cerchiamo di portare avanti e riunire quanta più gente sia possibile e trainarla e soprattutto cercare di non far passare le Launeddas come tradizione, cercare di tenerle sempre vive
e andare avanti su questo canale. Ci contiamo, io ci conto molto. Vabbè, oggi ne è la prova perché siamo qua. Nonostante tutto, È stata un'improvvisata anche proprio questa puntata, questo evento dell'8° compleanno di Simponia. 448 ci siamo invitati, in 448 abbiamo fatto improvvisata anche la suonata che Sì. era prevista la suonata ma c'è. Ok, così. Ma le cose migliori sono sempre quelle dovuti, a mio parere, certo, sia nel fatto emotivo che bello. perché sono sentite probabilmente. E io ho sentito molta emozione, soprattutto nel sentirvi dopo così tanto tempo, finalmente dal vivo. Sì. Possiamo ascoltare tutti i video possibili e immaginabili, ma dal vivo è un'altra cosa. Dalla regia mi dicono che probabilmente sta per arrivare il nostro amico, che non possiamo ancora svelare perché vabbè, l'abbiamo primo- anticipato nei messaggi, Il primo ospite, il primo ospite della il serata. primo amico, perché è l'amico più vecchio di Simponia e soprattutto di tutte le edizioni del nostro festival di Tassardo Profano, l'abbiamo rinominato il padrino. In spagnolo come si dice il padrino? Glielo chiediamo, Glielo chiediamo. Vai. glielo chiediamo fra pochissimo. Sarà di Dino, come sarà? Il Didino. Di Dino sarà. E il più vecchio chiaramente non anagraficamente, No, precisiamolo, poveretto. Più sennò- vecchio per esperienza collaborativa. Interventi, sì. Assolutamente Così, sì. chiamiamola così. Assolutamente sì. Sì, Prima a pari e poi ti presentiamo, altrimenti non ti presentiamo. altrimenti Eccolo. eccolo. Ciao Alfonso! Ciao Alfonso! Ciao Alfonso, come stai? Sono meglio. Tutti vecchi qua, oggi tutti vecchi vi state facendo. Come stai? Che tal? Bene, un po' di pazzia con queste cose del Covid, però va bene. Allora è così, speriamo un po' meglio in quest'anno. Come si dice padrino in spagnolo? Marino? Padrino. Giustamente, ci stavamo Il preoccupando. padrino. L'esabito spagnolo. Esatto, in effetti non dobbiamo chiedercelo, Hai ragione. non è molto differente. Alfonso, stai suonando? Io? No, però preparo un strumento per casa. Ah, bene. Sta sempre preparando. Alfonso li toglie fuori da tutte le parti, ce li ha pronti. Bene. Quando passi a trovarci, Alfonso? Non lo so, allora con queste cose, con il lavoro, è un po' complicato tutto, però speriamo proprio. Speriamo presto. Bene. Lo speriamo anche noi, Alfonso, perché ce lo stiamo ripetendo ogni volta che ci incontriamo così per via etere. Quest'estate speriamo di vederci presto e ancora stiamo ritardando. Poi ci siamo sentiti forse anche prima dell'edizione che abbiamo fatto praticamente live a San Gregorio, perché Alfonso ha partecipato alle puntate su EIA TV, però ci manca. Chiaramente ci manchi. Quali sono i tuoi sogni e i tuoi progetti a questo punto, Alfonso? Condividi se ti va. Cosa vorresti fare? Allora sono il lavoro e la reputazione di Burgos. La reputazione è una istituzione provinciale, la rappresentanza dello Stato. È un'istituzione molto antica e allora sto lavorando la dinamizzazione del patrimonio culturale immateriale. Bene. Un progetto europeo, dell'Europa, della Bene. comunità europea. Bene. E quando sarà possibile ce lo porterai anche in Sardegna, magari nel prossimo festival Tassardo Profano? Non so perché hai visto aereo e con tutto chiuso. È un po' complicato allora arrivare alla missione di Sardegna. Certo, La Spagna certo. Speriamo che Per per settembre almeno.
Per Trassade Profano ormai il biglietto e l'invito sempre pronto da parte nostra, Alfonso. Se invece vogliamo portare proprio un progetto del genere bisogna preparare un giorno solo per Alfonso, perché Alfonso, a parte essere un grande musicista e artista, ma è un esperto, è uno storico un po' di tutto il bagaglio culturale spagnolo, sia dal punto di vista letterario, ma anche della collezione di abiti, di sartoria, e chi più ne ha più ne metta. Certo. Però non sveliamo ancora troppe certo. cose di abiti e sartoria, perché poi ci picchiano. Già qualcuno ci sta. Certo. Però insomma diciamo che il contributo di Alfonso è stato fondamentale già dalla nascita di questa associazione. Sì, della sua assolutamente, crescita. assolutamente. Alfonso lo conosciamo da tanti anni, l'abbiamo conosciuto perché poi lui ha partecipato anche ad altre ricerche sempre in quell'ambito, con altre realtà di Cagliari, di Pirri. Per dirti, la prima edizione di Trassade Profano è nata con Alfonso e allora c'erano Bruno Cammedda e Elisa Marucci, che avremmo un pochino anche. Chiaramente. E poi siamo arrivati fino a quest'anno, all'anno scorso, al 2020, all'edizione del 2020, sempre con Alfonso presente, perché chiaramente il padrino è il padrino. Giustamente. Alfonso, io ti vedo sempre giovane comunque. Non lo so, 52 anni, che anno. Sono vecchio. però- Ma che sono i baffi a punta che ti fanno vecchio. Non lo so. A me piace allora un po' con la mascherina e una pazzia, però... Ascolta, siccome con te parlare di progetti che verranno, possiamo stare anche un mese a parlarne, però ci piace di più, soprattutto oggi, sentire anche un po' di musica. Perfetto. Cosa dici? Sì, preparo un strumento. Benissimo. Noi ti aspettiamo e ascoltiamo. E questo è il Ravel. L'hai suonato qualcuna volta nella Sardegna, è un strumento della pastorizia. È semplice, però suona benissimo. Sempre con questo strumento e canzoni. E allora devo fare una canzone di pastorizia che parla di pastore quando sei nel monte con tutte le pecore e arriva il lobo. Il lobo è questo animale che la Sardegna Sarebbe il non lupo? esiste. Il lupo, certo. E le cane del pastore sono dietro di lupo quando, come si dice, quando li portano al lupo, fare tante cose con le orecchie, con i denti, con la coda, con la pelle, la piel. È una canzone molto antica e con tante versioni in tutte le regioni di pastorizia. Bene. Ha visto? Vai Alfonsito. Andiamo a suonare.
ancora come la vacca. Arriva mi piace ogni speranze vignana, che si vengo che rano, ma la pena che mi fanno, la pena che mi fanno. Que te calero te io tornato de guapara, y si no ve la mujer, te daré con mi cañada, te daré con mi cañada. Anduvieron sin me, marcando a cantar, y a subir una torre con la mamá, una matada, y a la mamá una matada. Tomaron la correa de mi hija, vamos a llamar. No queremos tu ventera, que pastor va a las orejas para y con la que estaban el rabo para gritar, para que no quedan campañas, y los dientes para que oigan las castañas. Grazie Alfonso, grazie mille. Ti rispondiamo con questo. applauso, sicuramente a casa staranno applaudendo, ne sono sicuro. Grazie Alfonso che applaude. Allora, ci accomodiamo. Il ballo. Alfonso, dici la verità, quanto ti manca il ballo? Moltissimo.
Vero. Mi piace sempre il ballo, sono molto ballerino e il ballo è un po' complicato per me, però mi piace tantissimo e della Spagna mi piace tanto il ballo, della Castiglia e di Burgos, dove sono io, no? Il baile è molto bravo e allegro. Lo sappiamo, lo sappiamo. Hanno raggiunto altri due veterani, tra i fondatori sempre di Sinfonia. Abbiamo il vicepresidentissimo Andrea Putu e il nostro Cristiano Cani, l'insegnante. In tutta la mia interezza, Beh, ci mancherebbe, mica ti avremmo in voluto, tutta la mia maestosità. non ti avremmo voluto diversamente, Cristiano. Allora, come stai Cristiano? Beh, si vede dallo schermo che il Covid mi ha fatto bene perché fondamentalmente non ballando da un anno quello che possiamo fare è grassare, quindi maledetto Covid anche per questo direi, no? Sì. E infatti tra l'altro è la prima volta dopo un anno che muovo i piedi, si vede che non sono proprio in forma, comunque A me sembravate assolutamente, completamente in forma. no, è stato abbastanza faticoso. Alla voglia. Sì, no, però fondamentalmente è la nostra passione. Io sono felice quando ballo, fondamentalmente, quindi oggi è una giornata molto felice anche perché ho ballato con due care amiche, alcune un po' discole che È sempre così. nome a caso, anzi non lo dico neanche perché sto già ridendo da sola, perché non viene mai neanche a ballare con me, però la perdoniamo perché è brava, è una brava ballerina, dai. Ah, grazie. In compenso c'è Sandra verrò che sempre. recupera. Da domani vengo. Vabbè, da domani, Da quando non si può domani. ancora. No, vabbè, quello che vorrei dire io è che forse è nato prima dell'associazione Sinfonia, fondamentalmente perché già collaboravo con Enrico prima della fondazione dell'associazione, quindi per me è una famiglia, assolutamente, mi fa piacere far parte di questa bella famiglia perché porta avanti le tradizioni, ma non solo le tradizioni, fa anche altre cose che vanno al di là della tradizione, bellissime. Ultimamente, negli ultimi anni, ha iniziato una serie di appuntamenti con altri enti, con altre associazioni, e questa forse è la cosa più bella, cioè quella di non tenersi le cose per sé, ma di collaborare con le altre persone, di condividere, che io questa parola l'ho sempre a cuore, la condivisione delle informazioni, perché è l'unico modo per far tenere vivo quello che è il nostro passato, ma non solo il nostro passato, ma è quello che stiamo vivendo, perché comunque il ballo in piazza non è mai morto e quindi essendo vivo e suscettibile di modifiche, è giusto che queste modifiche vengano fatte e poi sarà la gente che dirà mi piace o non mi piace, lì non possiamo dire La normalità assolutamente. Quindi questa è la cosa che mi piace di più. Cioè sperimentare ma allo stesso tempo conservare, perché la memoria è importante ed è quello che fondamentalmente facciamo qua nell'associazione con le lezioni di Launeddas, ma anche dal mio punto di vista con i corsi di ballo dove non solo si cerca di insegnare a ballare, perché è difficile insegnare a ballare il ballo tradizionale della Sardegna, perché innanzitutto sono tantissimi. Non essendo io nato in tutti i paesi della Sardegna è ancora più difficile far capire magari l'interpretazione non solo del passo ma anche del corpo, che è importante. Quindi diciamo che io l'ho strutturata in questa maniera, io do una base anche tra virgolette buona, ma poi dico sempre a chi viene a ballare, a chi ha piacere di venire a ballare da noi, di provare questa esperienza nei paesi dove nasce quel ballo, che è la cosa più bella. E, allo stesso tempo però ritengo giusto che oltre al ballo si conosca anche la storia del ballo, quindi le fonti storiche. Io punto sempre su questo lato perché è importante capire che il ballo tradizionale, così come tutti gli altri balli del mondo, hanno una storia, hanno un perché si balla in quel modo, in quel paese, perché si balla in un paese magari vicino, in un modo completamente diverso. Sono tutte cose che è bello conoscere ed è bello non dimenticarle. E io sono sempre alla ricerca di nuove fonti. Quello non deve mai mancare. No. Poi tra l'altro abbiamo appena finito un mese fa
gli incontri, l'ultima parte tra Sardo e Profano con Cammino in Razza e Tradizione, con delle interviste molto amichevoli che sono piaciute tanto, devo Sì, dire si la notò verità. molto bene anche Anche perché forse anche il merito del presentatore che è simpatico, quindi No, è la verità. no, diciamo che abbiamo avuto la furbizia, chiamiamola così, di chiamare degli amici competenti, perché comunque erano persone competenti, che ci hanno parlato delle tradizioni dei loro paesi. Questa cosa la ripeteremo, dico una prima, se non è stato già detto. no, qui si può E allora lo diciamo. spoilerare tutto. Posso spoilerare io che Assolutamente. a breve riprenderemo una nuova serie di queste interviste amichevoli dove tratteremo le tradizioni dei vari paesi della Sardegna con altri amici sempre molto competenti. Anzi, siamo qui proprio per approfittiamo, diciamo, dell'8° compleanno di Simponia per presentare i progetti futuri. Guarda, se non ci fosse il Covid ti darei un bacio, Jonathan, però forse per fortuna c'è il Covid. Mettiamoci le 2 parrucche. Va bene. Basta una a quel punto, vabbè. No, visto che è un po'... Vabbè, No, ma facciamo un'altra io mi parte. sono rasato per l'occasione. Andrea, ci parlava poco fa Cristiano della condivisione, io credo che sia forse l'elemento centrale, fondamentale di Simponia. Tu che sei il vicepresidente, cosa ci vuoi dire? Assolutamente sì, è sempre stato un piacere comunque avere Cristiano come insegnante di ballo comunque per i corsi organizzati da Simponia, come il corso di Launedas che segue Jonathan e tutte le altre cose comunque abbiamo fatto in tutti questi anni. E ne voglio approfittare prima che mi dimentichi sul fatto delle programmazioni future e comunque di quello che sta organizzando Simponia. Se mi dà il permesso anche Enrico, lo dico. Comunque, No, ma Enrico non comanda niente. Poi ci spegne la televisione, ci mette i microfoni, però... Covid permettendo, e qui chiedo anche l'aiuto di quanto riguarda Cristiano, perché si darà comunque il suo aiuto. Ho già dato disponibilità a suo tempo. È l'organizzazione dopo 11 anni, perché ormai è 11 anni fermo, l'edizione di Vestiris e Prendas a Isli, che l'ultimo anno è stato nel 2010, nel 2009 a dire la verità. In tutto questo tempo, in questa decina di anni, è rimasto fermo, con Simponia, comunque con chi all'epoca organizzava il tutto tramite la Proloco di Isili. C'è di nuovo aperto comunque tutto il progetto, abbiamo già presentato il progetto, accettato da parte del comune di Isili e quindi si spera, Covid permettendo, che quest'anno stesso venga fatta. Non so, speriamo bene, insomma, il progetto è pronto. Logicamente questa manifestazione cercheremo in tutti i modi di rappresentare la tradizione sarda per quello che è stato, cioè nel senso non ci saranno costumi sardi rifatti con il tempo, comunque scoppiazzature varie tra paesi, ma cerchiamo di portare proprio l'originalità del costume sardo. Non ci sarà solo il costume, ma ci sarà anche la parte musicale e altre sorprese che non ci sono state nell'arco di questi 10 anni che il Vestiris e Prendas è stato comunque fatto a Isili, dove c'era tantissima gente, è un'edizione compresa la TV, quindi comunque è una bellissima manifestazione. Ottimo. Bene così. E tu Alessandra, con il ballo? Io con il ballo ho un bellissimo rapporto, sicuramente anche grazie a Cristiano, anzi lo devo a Cristiano, perché quando ho iniziato a suonare le Launedas mi si è aperto un mondo e quindi ho iniziato a fare ricerca, a guardarmi intorno, quindi poi non so bene, negli ambienti delle Launedas ci siamo incontrati e quindi ho iniziato a muovere i primi passi nelle piazze, ma erano dei passi molto goffi, anche perché io poi provenivo da un tipo di danza molto diversa e quindi ho dovuto ricominciare da capo a capire quale tipo di dinamiche ci sono in questa danza, perché anche se i ballerini sembrano molto fermi,
In realtà c'è una compostezza che però fa muovere ogni singolo muscolo anche in modo particolarmente stretto, piccolo, però li muovi tutti. E grazie a Cristiano poi sono confluita in un corso che lui teneva con Tonino Bono, allora all'Area 3 a Cagliari. Mio maestro di Ma ballo. che salutiamo. Ciao Tonino. E da lì ho iniziato veramente a capire molte cose del ballo sardo, ma ce ne sono tante ancora da capire, da scoprire. Chissà quanto ci metterò, però. È vero, non c'è mai non si finisce mai di imparare nel ballo tradizionale, perché pensiamo che magari quel movimento va fatto in un determinato modo, poi scopriamo che quel movimento stesso ha diverse interpretazioni, soprattutto nel caso del campidanese ballato con l'accompagnamento delle launeddas, che presumo sia già difficile suonarlo, ma altrettanto difficile interpretarlo nel ballo, perché ricordiamoci che al contrario di molti balli che hanno uno o due movimenti, diciamo base, il ballo campidanese ne ha già 4. Oltre a questi 4 c'ha tutte le varianti di ciascuno di questi 4 movimenti, e queste varianti devono essere interpretate e ballate a seconda del tipo di suonata, quindi è veramente una ricerca continua e lunga. Da questo punto di vista dobbiamo anche ringraziare Tonio Spiga, che è stato uno dei pochi ad aver conservato il ballo, ad averlo appreso da piccolo e avere condiviso le sue informazioni, tornava la parola condivisione, con le persone che hanno voluto ascoltarlo, perché ci sono anche le persone che non vogliono ascoltare i consigli di qualcuno un po' più che ne sa poco di più, e invece secondo me bisogna avere anche l'umiltà di ascoltare le persone. C'è sempre qualcosa da imparare, sempre. Certo. Beh, io potrei aggiungere 100.000 sfumature, perché di questo parliamo sempre nei nostri incontri, nelle ultime puntate abbiamo chiacchierato con esperti appassionatissimi di ballo e di abiti sardi. Quindi chiaramente l'aspetto musicale, l'aspetto strumentale della ricerca, ma della vera ricerca, cioè quella dalle basi, dalle cose proprio quasi dimenticate, dal non soffermarsi sulla prima apparenza, sul primo ascolto, insomma una ricerca storica fondata, e lì si arriva poi a capire un po' come è stato magari l'approccio per Alessandra o per chiunque si approcci a uno strumento sardo, quello di scoprire un mondo. È come negli abiti forse sono 10 mondi, nelle launeddas 10 sono altri 10.000. esatto, sono altri 10, perché chiaramente noi le chiamiamo launeddas, che è appunto lì a plurale per indicare una famiglia di strumenti molto, molto ricca, molto varia. Lo si vede come uno strumento sì, tradizionale, storico, sardo, molto semplice, ma è di una complessità enorme. Il ballo campidanese, che diciamo è poi il repertorio più importante delle suonate a launeddas, è quello più complicato. Poi ci sono tanti balli, come ha detto Cristiano, in tutta la Sardegna, diversissimi, però penso, non lo dico io, quello campidanese è un po' quello più articolato, perché ha una struttura tutta sua, tutta particolare. E chiaramente poi da lì si passa per esempio alla fisarmonica di Andrea, in questo caso di Andrea, ma alla fisarmonica in generale, però per dire che la fisarmonica messa nel contesto tradizionale si rifà alle launeddas, e così un po' tutti gli altri strumenti. E infatti ho una domanda per i suonatori, ma anche per i danzatori, e cioè sono più i danzatori, i ballerini che influenzano voi, cioè voi li guardate i ballerini, oppure siete voi a influenzare? Oppure si trova, non lo so, una specie di... Posso rispondere subito io dicendo che quando ci sono le condizioni, quelle che dico io, quelle giuste, c'è un dare e ricevere da parte di tutti e due. Se il suonatore vede che la piazza risponde,
il suonatore testo viene coinvolto, gasato, e allora c'è veramente questo dare e ricevere, che è la cosa più bella, perché il ballerino capisce che il suonatore ci sta mettendo quella foga in più perché sta vedendo il ballerino che si sta divertendo, ma divertendo nella sua serietà, nella sua, ripeto, interpretazione del ballo, che sappiamo, così come dicevano anche i viaggiatori dell'Ottocento, che era per loro quasi un ballo noioso, proprio per la austerità, chiamiamola così. Io la chiamo eleganza invece, più che austerità. Ma quello che volevo dire è che quando si va un po' più a fondo in questi argomenti si ha maggiore consapevolezza e anche rispetto verso quello che si sta facendo. Ed è quella, secondo me, la cosa bella e interessante che sto vedendo che sta accadendo in questi anni. Non solo da parte di Sinfonia, ma da parte anche di tante altre associazioni valide come Sinfonia. Certo. Finalmente sì. I suonatori vogliono aggiungere qualcosa? Sì, una cosa che viene dall'esperienza che mi ha raccontato il maestro Orlando è che inizialmente, anticamente, era il suonatore che iniziava la piazza e poi, come dice Cristiano, se la piazza risponde, il suonatore fa determinate cose e la piazza risponde e il suonatore magari può suonare anche per un'ora intera di seguito, se ha un pubblico che risponde a quelle note e che le sa interpretare nel ballo. Poi forse durante la storia è cambiato qualcosa quando sono nati i gruppi folk, per cui i gruppi folk, avendo delle coreografie precise, perché dovevamo andare a fare un po' di spettacolo, magari hanno inventato un po' qualcosa, e vabbè, erano i tempi, succedeva. Certo. Quindi erano i ballerini che con quelle coreografie coinvolgevano il suonatore, alla loro volontà, il suonatore faceva la volontà del come gruppo. una coreografia. Sì, loro avevano i tempi, il Magari suonatore non si poteva eseguiva. esprimere in modo creativo esattamente come avrebbe voluto, ma seguiva tutta una serie di regole, tra virgolette. Forse adesso c'è però un ritorno alla fase precedente, Certo, perché sì. ci sono anche i giovani che stanno studiando e riscoprendo un po' di cose e tanti nei gruppi folk stanno riniziando a scoprire le loro origini anche sull'abbigliamento, sulla musica, sui loro passi dei paesi e stanno facendo delle belle cose. Ma per te Abbiamo un esempio vivente di questo discorso, perché tra balli piazza e balli piazza proprio suonati, veri e propri, gruppi folk, poi i vari progetti che si sono fatti, che si faranno, tipo Vestiti e Pendas, un po' tutte quelle manifestazioni che fanno, che prendono specificità un po' particolari. Andrea ce lo può raccontare, che un po' ce lo può confermare che è così. Sì, esatto. Sì. Allora, adesso per esempio in una piazza uno si può permettere anche, adesso parlo io magari da solo sopra un palco, accompagni alla piazza, ti puoi permettere magari di fare un ballo al completo, quindi può essere un puntaorgano, una mediana, comunque fare tutte le variazioni comunque di passaggi del ballo. Mentre invece accompagnando un gruppo folk, la maggior parte delle volte questo non te lo permette. Ci sono tipo ad esempio dei gruppi folk che magari vorrebbero dei balli molto veloci e quindi comunque in un ballo campidanese deve avere un tipo di velocità, perché altrimenti non riesce a fare comunque tutte le sfumature nella tastiera, dei trilli, comunque dei vari passaggi giusti. Non te lo fanno permettere, non te lo possono permettere. Quanto riguarda anche la tempistica, che magari un gruppo folk magari si fa il ballo di 3-4 minuti, quanto invece un ballo campidanese magari può durare decine di minuti. Quindi la differenza è stata questa in tutti questi anni, che comunque, ripeto, con un gruppo folk oppure comunque tu come suonatore devi seguire, come stiamo dicendo prima, le coreografie che fanno i ballerini, quindi del tipo se un ballerino maschio esce per fare una proligiata, allora fa determinati passaggi apposta per il tipo di proligiata che deve fare, cosa che invece in piazza magari capita di fare la stessa cosa quando la piazza risponde a quello che stai suonando. Praticamente un suonatore a quel punto, come diceva Cristiano prima, si gasa, che comunque rende a 10 volte in più di quando magari stai suonando e ci sono
due vecchietti che ti stanno guardando seduti nella sedia. Certo. Questa è la differenza. Certo. E per te, Orietta, com'è stato l'incontro con il ballo? Io sono nata ballando. No, davvero, questa passione Nata del ballo suonando e da nata piccola a ballando. piccola. Ho fatto parte dei gruppi folk da piccolissima, dove si ballavano i balli folk. E infatti purtroppo, come hanno detto i colleghi, il ballo si è mutato nel tempo con i gruppi folk. I suonatori si sono dovuti adattare ai loro balli. Poi piano piano ho scoperto che c'era un altro ballo, che era il capitanese, e niente, piano piano nel corso sto cercando di apprenderlo ancora, perché è bello ma complesso. Ma lo devi apprendere per suonarlo o per ballarlo? Per tutto. Poi suonarlo aiuta, perché Praticamente capisci i Orietta passi. sarà la prima donna, il primo essere umano, donna o uomo, il primo essere umano nella storia che suonerà e ballerà della UNES, chiaramente. Insomma, difficile. Fantastico. Però ci provo a casa, Certo, fai. Bella idea. Siccome ci stanno per picchiare. No, dalla regia richiedono la nostra attenzione, noi stavamo tranquillamente chiacchierando. C'è la Abbiamo un cosa. ospite! Abbiamo un ospite! Sto aspettando che se ne è già Noi andato. ci sentivamo soli, stavamo chiacchierando, invece Noi ci c'è la sentivamo coda, in ottima compagnia, però sicuramente c'è la coda lì dietro, questo monitor. Oh, signor Davide Campisi! Oh mio compare, Jonathan. Ciao, come stai? Bene, bene, come state? Benone, benissimo. Di più. Tanto, Stiamo bene. non sono annoiato per niente perché ho ascoltato dei discorsi bellissimi, ero molto interessato, quindi ero qui in ascolto e poi comunque vi vedo malissimo, cioè vedo da lontano, quindi a parte il mio compare Jonathan e Enrico che è da quelle parti. Enrico è lì dietro, sì, non si fa mai vedere lui. Lui gestisce la regia. Esatto. Oggi in regia con Stefano Nurcis che salutiamo. Salutiamo, sì. E poi con qualcuno di voi forse ci siamo incontrati a Pula quando ho suonato. Sì, con Orietta, con Alessandra, con Cristiano, forse con Andrea non vi conoscete. neanche come. Forse non lo vede, però adesso lo presenterò. Intanto noto subito che ti sei tagliato i capelli. La prima cosa che ho notato è questa, perché anche noi siamo rimasti capelloni apposta con Cristiano e Andrea. Come stai? Bene ragazzi, sto benissimo. Intanto vi devo ringraziare tanto sempre per farmi sentire a casa. Io mi sento ormai anche io un po' usato. Sempre un po' più profano, ovviamente. Profano. Esatto. Profano sempre. Cioè, ogni giorno mi avvicinerò alla vostra cultura, un punto di piedi sempre, infatti sempre per i piedi. E vi dico la verità, dopo l'ultima esperienza con voi, mi sento veramente a casa, mi potrei cultura e spero di poter ritornare nella vostra bellissima terra. Grazie. Lo speriamo anche noi perché è nato un rapporto davvero intimo, importante. Intimo. Ma Possiamo dire perché abbiamo dormito assieme, cioè, certo, proprio per quello. Cioè, quello lì che mi vuole baciare, quello che voleva dormire con me. Quello lì è io. Quello lì anch'io. È Enrico che crea queste situazioni. Però mi devo adattare, mi devo fare forza. Passiamo alle cose serie. L'hai visto il film Totò che visse 2 volte? certo che l'ho visto, e alcune scene le abbiamo viste anche assieme, se ti ricordi, Chiaramente per chi non conosce il film, che è famosissimo, è un po' datato, però giusto per finire la presentazione, Davide Campisi da Bergamo, si sente dall'accento, Un po' più giù, forse Brescia. da Enna che è proprio il centro, quella montagna a 1000 metri nell'altra isola del Mediterraneo che ci accomuna con lo Stato italiano, diciamolo così. Dai. Sì. Quindi da Enna, dalla Sicilia, Davide Campisi che ha partecipato l'anno scorso
al nostro festival tra sardo e profano, sia nella puntata su EIA TV, quindi ti abbiamo intervistato la prima volta. No, sei più bellino adesso. Grazie. E poi chiaramente l'abbiamo ospitato nelle serate live, sia a San Gregorio a Piri che a Pula, che ha nominato poco fa, dove c'è stato un grandissimo concerto molto molto bello, perché Davide, oltre ad aver presentato il suo, era il tuo ultimo, no, diciamo un riassunto del tuo ultimo progetto discografico, il vecchio, che hai presentato. E poi vabbè, ci sono state le commistioni musicali con Orlando Magia, con Eliseo, due stamburellate incredibili, con Matteo Muscas, che mi è sembrato di sentire da dietro le quinte, e anche con Ignazio Cadeddu la prima serata. Però, giusto per finire, come dice Davide, è vecchio, della Sardegna, la conosceva già, perché lui partecipò, non ricordo l'anno, nel 2017 al premio Paruda, che lo portò in finale. Quindi hai portato praticamente il premio Parodi in Sicilia quell'anno. Non ho vinto il festival, però ho avuto la fortuna di arrivare in finale. Ma già arrivare in finale è molto bello, dai, va bene. Vuol dire che sei... Molto bello. E oltretutto per me la prima volta è venire qui a Cali, ci lavoro. Esatto. Della Santa. Dopodiché ho avuto la possibilità di conoscere altre persone che mi hanno dato la possibilità di suonare in Sardegna, e poi ho conosciuto voi, e lì è stata una bella situazione, anche perché permettimi di dire, Jonathan, che abbiamo deciso, mi piace, voglio dire, sono onorato, abbiamo proprio deciso di collaborare e creare delle fusioni tra la Sardegna e la Sicilia. Certo. Di creare delle future collaborazioni fattive e concrete su quelle che sono comunque la musica tradizionale siciliana e la musica tradizionale sarda, e tutte le adesso o attorno. Sì, un po' attorno, un po' addosso, un po' dentro, un po' fuori, ce li abbiamo. Diciamo che le tradizioni sono talmente diverse che si assomigliano tantissimo tra Sardegna e Sicilia. E con Davide l'abbiamo scoperto proprio, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo scoperto subito, perché lui è un vecchio batterista che si è trasformato in tamburellista, si può dire tamburellista anche in siciliano, tamburellaro, però ha talmente una bella voce che canta e suona il tamburello, quindi lui praticamente è uno di quei artisti che ti fa proprio sognare mentre lo ascolti. Almeno per me è così, ma non solo per me. E lo è stato l'esempio Pula, per non dire anche Pir, chiaramente, però Pula è stato proprio un concerto da pelle d'oca. Grazie a te. Ringrazio, è stato bello. Io quello che ricordo di Pula è stato quello che hai detto già tu, e non lo voglio ripetermi. Mentre a Pirri ho notato ancora di più quella diciamo sentimentale, integrare tra quello che dicevi tu può fare dentro la musica siciliana, versione siciliana con versione sarda. Perché si ricordo che a Pirri abbiamo fatto quella improvvisazione di quella preghiera, e certo, fatta con un tamburo, lauretas e chitarra. Quindi fuori una cosa molto molto interessante, e non avevamo neanche provato. No, ma che provare. Ci sono altri esperti di improvvisazione qui, Ma è stato molto bello, ci siamo trovati subito, anche un sentimento, umanamente. Questa era una bella cosa, l'ho pensato molto. Questa è una bellissima cosa, tant'è che abbiamo deciso di andare avanti, quindi di pensare a un progetto assieme.
tra noi di Simponia e Davide e un po' i suoi collaboratori che gli girano attorno. L'unica cosa che, lo dico con la mia più grande sincerità, l'unica cosa che mi dà un po' fastidio è che c'è tanti capelli e io... Lo sai cosa si dice in Sicilia? No, non lo so. E te lo dico tra siciliano e italiano. Sono pochi punti da duro, che ho fatto, devo organizzare. E poi ti faccio coltivare un po' di più. Ma già solo qui, se in questo momento facciamo questa cosa, già solo qui, dove siamo noi, adesso siamo inquadrati solo io e Andrea, e c'è proprio un lavoro incredibile da fare. Però ce ne sono altri, quindi diventi ricco, apriamo la fabbrica. No, ma siete bellissimi, siete bellissimi. Enrico lo vedi così, col codino, col capello lungo, però è corto, anche lui da qui, Senti, ma non ci volete parlare di questi progetti? Meno male che c'è Mattia che io fa il dico- segno della situazione. No, ma meno fai male. io volevo soltanto sentire quali sono questi progetti che ci porterete presto. Vai. Parlate voi di cose serie, ma perché quali altrimenti- noi? No, parlate No, voi, ma altrimenti io continuo a dire... Magari sono top secret, non li vogliono ancora svelare. sono top No, secret. no. Ciao Davide, io mi presento, sono Mattia. Ciao, Davide, Mattia. questi progetti sono top secret o possiamo un attimino svelarli? Questi progetti in comune No, con no. Simponia? No, non sono assolutamente top secret, sono dei progetti che abbiamo battezzato un po' appunto con l'esperienza che c'è stata in Sardegna. Poi ci siamo trovati io e Jonathan e Enrico, in questo caso nella parte tecnica, a registrare un pezzo per un documentario che uscirà. Quindi da là abbiamo deciso intanto che faremo un progetto discografico, quel sicuro. In anteprima ve lo diciamo, non scendiamo nei dettagli, chiaramente che siamo nella fase di elaborazione. Quindi presto ci sarà questa opzione di un progetto discografico appunto la Sardegna e Sicilia. Poi come associazione invece tireremo fuori un progetto che unisca appunto le due isole e abbiamo tutta l'intenzione e la buona volontà di inserire anche altre regioni per creare una efficace e concreta rete tra associazioni per poter appunto portare in giro dei festival itineranti che diano tanta importanza culturale delle varie regioni e farle conoscere veramente a tutta l'Italia. Ecco, quindi conoscere quando si parla di musica tradizionale, quindi con tutte le contaminazioni che oggi viviamo, chiaramente, no? Certo. Quindi tutto quello che ha a che fare con la world music dell'Italia. È un po' un controsenso, sembra, però è così. No, siamo nel mondo, è giusto. La posso Esatto. dire un'altra cosa seria? Sì, Noi il progetto, la rassegna, il festival che conoscete, Tassardo e Profano, parte da qui, da Pirri. Stiamo cercando di espanderla, quindi diventerà tipo tra sardo, siciliano e profano, e poi diventa tipo quella barzelletta, c'era un sardo, un siciliano È un profano. e via dicendo, un trenino che non finirà più. Speriamo presto però, perché non ne possiamo più. Jonathan, Detto ciò, esatto, io vedo... io faccio il valletto adesso, aspetta. Ho la telecamera. È scuro? Così. Si vede? Su sfondo nero. Quello sei tu con i capelli verdi però. sì. Sembra proprio un CD, un nuovo CD, fresco. Vai. Grazie intanto per questa possibilità. Allora, è uscito il 12 febbraio il mio ultimo album dal titolo Yoka. Yoka in siciliano significa gioca. Come sa? Giocare, voce del verbo giocare. Ed era questa voglia proprio di giocare con i suoni, giocare con le filastrocche, fanciullesche, anche tirando fuori anche dei temi sociali, per esempio. Uno dei temi sociali è l'indifferenza, che vi invito ad ascoltare, oppure Stati Uniti d'Africa, un altro titolo
che parla del sociale, e poi ci sono alcune filastrocche, per esempio filastrocche come Etica Peletica, è una filastrocca fanciullesca in lingua italiana. Ma non so, cioè, esistono tante versioni anche mondiali, e io l'ho imparato da mia figlia, e quindi mi piace tantissimo inserirla all'interno dell'album. Infatti l'abbiamo registrato io, mia moglie, mio figlio il grande e mia figlia piccola, 9 anni, 6 anni, e quindi abbiamo fatto questo esperimento così, insomma, giocoso. E gioco che c'è sempre all'interno, la commissione tra l'antico, che è il tamburo, che è in primo piano assieme alla voce, assieme all'elettronica, che accarezza, insomma, quel senso di arcaicità. E allora nessuno sale sopra l'altro. È stato un esperimento molto interessante. Su questo ringrazio tantissimo la produzione artistica, che è Marco Corrao, che mi ha seguito in questo percorso di arrangiamenti e di produzione. Mi permetto di fare appunto dei ringraziamenti, quindi Andrea Insabella, il tecnico del suono, che sono persone che comunque fanno parte della mia associazione, e quindi la conoscerete perché collaboreremo insieme in quelli che sono i progetti futuri. Sono molto contento. Quest'album verrà distribuito dalla casa discografica Suoni Indelebili, che è una nuova etichetta che è nata da poco, siciliana, e distribuito da PRD Distribution, che si trova a Milano. Detto ciò, grazie, insomma, mi avete dato questa possibilità di presentare l'album. Io vi invito ad ascoltarlo, lo troverete anche su Spotify, insomma c'è un po' in giro nelle piattaforme, e se volete anche la possibilità di avere la copia fisica, che secondo me è bella, molto bella. Cioè, la grafica l'ha gestita l'ha curata una ragazza di Enna che si chiama Simona Riccobene, che Molto bella, la ringrazio tantissimo. È stata un'equipe di persone che hanno creduto al progetto. Ecco, detto penso tutto. Alessandra, che tra l'altro ha fatto il logo di Sinfonia. Sì, ti dicevo, fare i complimenti perché è veramente molto bella. Grazie. E se lo dice la nostra grafica, che è solo nostra, non diamo a nessuno. Gelosone. Poi da grafici, diciamo che Cristiano è un bravo fotografo, è un bravo fotografo, e ogni tanto rubiamo qualche fotografia per fare grafica, quindi vuol dire che sono fatte bene. Con una gentile concessione. No, sono sempre a disposizione per voi. Citando Grazie, infatti. Ma Cristiano, sei tu il ballerino che io ho conosciuto a Pula? Esatto. Ah, bravissimo, grazie a te. Io poi fece Grazie, poi ti regalo anche un paio di occhiali, però. Come? Perché poi ti regalo anche un paio di occhiali per il bravissimo. No, bravissimo, mi è piaciuto molto vederti ballare. Poi là siamo venuti a creare dopo concerto quel momento dopo abbiamo cenato assieme, Sì, insomma, sì. quel momento di allegria, di amicizia, di spensieratezza, e ho visto dei passi molto molto belli. E io non li conoscevo, comunque, vedevo. Quando molta torni leggerezza. proverai a ballarle anche tu con noi. Speriamo. No, è una certezza, non è uno speriamo. Assolutamente d'accordo. Non so se dalla regia stanno facendo cenni a noi o all'altro spettacolo che sta andando in onda su Sky. Davide, io volevo soltanto chiederti, guarda, ci puoi lasciare un accenno della tua musica, una canzone, un saluto? Ma io avrei anche un'altra domanda proprio seria, se posso permettermi di chiedere. Ma giusto quel ritornello facile di Etica Peletica. Ah, il ritornello, certo. Allora, il ritornello fa così. Cioè, se io do un colpo a questo tamburo, per esempio, si sente distorto? Si sente. Si sente, dai, ci arrangiamo, si sente. Ok, ci arrendiamo. Allora lo faccio piano piano, perché io so che in queste dirette c'è il rischio di suonare e sembrare come se stai dentro un acquario. Allora facciamo provare questa parte finale. Etica pelem petica pelato pelum pelem puto stinco pelinco pelem pempe etiche peletiche L'applauso lo possiamo fare. C'è un rientro. Jonathan si sta esercitando tutti i giorni, Jonathan, per farlo, me l'ha detto.
Solo che proprio in questo C'è periodo la di sputacchia scorso, davanti. lo devo fare con 3 mascherine, perché altrimenti... Grazie Davide, davvero. Grazie a voi. Noi non possiamo fare altro che ringraziarti per la tua presenza oggi, che ci hai assicurato proprio in un nanosecondo. Saluta la tua cara famiglia, perché so che ce lo domandiamo sempre tra di noi, e questo è un altro punto di forza, lo so. Andiamo avanti con i nostri progetti, speriamo di farli davvero, perché è bello averli qua, chiaramente, tutti loro. Però come si dice, dopo 3 giorni... è il pesce, puzza, no? dopo 3 giorni. Esatto. Bisogna fare il ricambio. Grazie di cuore, ci sentiamo Grazie a voi. prestissimo. Ciao Davide. Grazie. Spero di vedervi presto. Ciao. Anche noi, a presto. Un abbraccio, un bacio a tutti voi. Anche a te. Ciao Davide. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Jonathan, che cosa ci suoni adesso? Cosa ci suoni? Allora, visto che sono ad Orsi, Cindai, e come dicevo prima, mi è sembrato di sentire un gatto, presentiamolo al volo. Dalla regia stanno scalpitando. Facciamo così, che il momento musicale l'abbiamo appena avuto, lo facciamo preparare, eppure l'ho avvisato 10 minuti fa, però è tipo quelli che... Aspetta, però non hanno capito No. perché stiamo ridendo noi, però meglio non dirlo, dai. No, però lo spiego così, è come quando tu cerchi la festa in un paese, non sai dove è la Cerchi la festa, no? baracca. Appena vedi Savarada, tu sei salvesta. Ecco, questo più o meno è l'ambiente che sta creando, non si potrebbe creare. Però, tornando alle cose serie, parlando di collaborazioni, di tutta questa rete di cose che si vanno a creare, partiamo dal BAL, partiamo dalle launette, dalla fisarmonica, strumenti, e si crea una rete davvero, davvero gigante. Siamo arrivati in Sicilia, siamo arrivati in Spagna, siamo arrivati dove vogliamo, però tornando a Pirri, il bello è quello che Pirri, il centro, L'ombelico del mondo. è il centro del mondo. Non lo faccio vedere l'ombelico perché... Dice la mia amica Pirri Regna. Sì. Ciao Mara, se mi stai vedendo, tu sai di che cosa sto parlando. Pirri regna. Soprattutto nelle parti di Mariuccia in questo periodo che tra le zeppole buone. Beh, c'è il triangolo me l'avete ricordato, c'è il triangolo delle zeppole. Qui noi siamo alla vetreria, siamo al teatro, siamo alla Fucina Teatro della vetreria, Tra l'altro ringraziamo. della compagnia teatrale Il Crogiolo di Rita Azzeri, che salutiamo, abbracciamo, salutiamo. Sta furiando? C'è il triangolo delle zeppole. Mariuccia chiaramente è la più famosa, ma c'è anche Zio Alfredo che è famosissimo, e poi c'è Isa, come si chiama? Dolce Isa. Ma il Quello è bello è che triangolo non- delle zeppole. Bello che non ci pagano neanche per dirlo, però secondo me dobbiamo passare il tempo. però- Ma tanto dopo andiamo a mangiarle, quindi non c'è problema. Però arriva. Fare un contrattino, noi facciamo pubblicità. Ma infatti Ci lo portano sponsor, le facciamo zeppole, vedere, andiamo a fare facciamo pubblicità, vedere questo problema. spezzone, sponsor sicuro, zeppole. Almeno 1 chilo ce lo possono portare. Esatto, ci può portare adesso. Lì vicino al triangolo delle zeppole c'è una sede, ormai la possiamo chiamare così, una bellissima casa storica appartenente a... Devo fare tutta la cronometria così? No, dai. Facciamola fare a lei. Esatto. Però ne approfitto per dire questo, che anche noi ci siamo conosciuti lì. Noi ci siamo... Beh, Noi stiamo parlando di tutti gli altri e di noi, tra di noi. Ci siamo conosciuti lì. beh, ci siamo... Perché sì, abbiamo- tu chiaramente lì dentro hai fatto tutte le tue cose teatrali. Beh, le nostre cose teatrali, dai. Beh sì, le nostre, perché chiaramente è nata la collaborazione, però eri tu il direttore, il regista, Ma non esatto. Responsabile. no, fai bene, perché anche a me non mi piace essere chiamato in un certo modo, neanche a lui, ed è giusto Responsabile delle attività teatrali dell'Associazione Culturale Sinfonica. Esatto. Eccola qua! Subito, vai! Antonella, come stai? Bene, grazie. Antonella Saddi di Casa Saddi. Grazie e buon compleanno a Sinfonia. Grazie. Che onore Manca la partecipare torta. a questa festa di
manca la saluta con gli studai scandelina. Ma ci metti zippola, no? O no? Non c'è Mettiamo le Se le bandierine portano, sulle sì. zeppole. Enrico, niente zeppola. Vabbè. Allora Antonella, ormai sono 4 anni, no, quasi 4 anni, ma sembra una vita che Simponi e Casa Saddi lavorano insieme. Sì, noi siamo cresciuti grazie a Simfonia. Io lo dico sempre, non lo dico perché sono qua e perché è il compleanno di Simfonia, ma veramente siamo cresciuti solo e quasi solo grazie a Simfonia. È stato una grande fortuna incontrare Simfonia nella nostra strada, perché noi avevamo questa casa, la volevamo condividere, però in effetti senza una guida sarebbe stato più complicato. Invece grazie a una serie di eventi che poi ci hanno fatto conoscere tanta bella gente, compresi i presenti, si è innescata una serie si sono innescati una serie di contatti e siamo arrivati ad avere un sacco di attività, addirittura quasi tutti i giorni della settimana impegnati prima che successe quella cosa che non vogliamo nominare. E quindi devo dire è stato molto bello. Galeotto fu Enrico Picchi. Galeotto fu Enrico Picchi, è l'anteprima di Trastardo e Profano del 2018. Sì, Del tra il 17 e il 18 non sappiamo ancora quale sia la prima, perché in effetti il 2017 era una sorta di anteprima del festival, sì, poi è diventata chiaramente la prima edizione, però poi si è talmente elaborata nel giro di un anno che quella è forse quella che ha dato la spinta. Quel bellissimo concerto sotto il fico che ci sembrava una cosa un po' folle, invece da lì sono nate tante cose. È diventata una tradizione che non vediamo, cioè Simfonia non vede l'ora di ripetere. Perché... Anche noi. Sì, un po' tutti. E conta che stiamo parlando di 2 stagioni, il 2018, il 2019, ricco, pieno zeppole, per stare in tema. Magari il chiamato le arriva. Il 2020 chiaramente. Ricordi che ogni volta che ci zeppola io ho un po' di un lunetto, quindi... No, si crea un po' un vuoto. È un vuoto. Non pieno zeppole, scusate. 2018, 2019, 2020 siamo così. E io spero che questo che Antonella sta evidenziando sia un messaggio chiaro e tondo anche per le istituzioni, per chi deve amministrare dall'alto un po' tutto il territorio di Cagliari, della Sardegna in generale. Comunque, forse in questo caso la cosa più bella è che c'è la volontà da parte di un privato di offrire una bellissima casa storica di Pirri, una delle poche rimaste attualmente. Io ricordi sono 4, forse 5, qualcuna c'è, però ripeto, e questa sinergia tra voi e l'associazione Simfonia sbocciata in qualcosa di fantastico, secondo me, che è veramente bello. Poche volte succede questa sinergia che produce tante belle cose, tanta cultura con la C maiuscola, dico io. Sì, è vero, no? Fin quando non ti siedi e ci ragioni non ci pensi a queste cose. Ne abbiamo parlato da poco con un'altra compagnia con cui collaboriamo, che è Tra Parole e Musica, Casa dei Suoni e Racconti di Andrea Conge e tutta la sua squadra, che salutiamo. Sono qua vicini, anche loro ormai hanno preso casa, hanno sede a Pirri e loro sono a un passo dal triangolo delle zeppole, lo sfioro. Comunque, voi che c'era già la collaborazione tra me e Andrea dal punto di vista musicale, però almeno per noi, anche se è molto difficile, come dice Cristiano, più che difficile, pochi lo fanno. Capita poche volte perché per qualsiasi motivo, Gli accordi si sì, per noi forse è la prima cosa, è talmente facile che
acchiappiamo subito, cerchiamo subito di prendere queste situazioni. Casa Sardi è arrivata così. Secondo me la parola magica usata ancora una volta Antonella, perché anche lei ha parlato di condivisione. Assolutamente. Condivisione, e io le conosco ormai da 3 anni e so benissimo che veramente non aprono soltanto una casa, ma aprono veramente completamente il loro cuore. Infatti non è la casa vista architettonicamente, ma è tutta la famiglia, perché poi le sorelle Sardi sono le sorelle Sardi, tutta la famiglia. Si è creato proprio è nata come un po' facciamo vedere la nostra casa, poi invece si è creato tutto un giro artistico, culturale. Io dico la verità, purtroppo l'ho potuta frequentare poco per via dei corsi di ballo, appunto, che mi impegnano sempre tutte le sere, però quando è possibile ci vado volentieri. Mi è capitato ad esempio di collaborare con un'altra associazione importante che vorrei citare, l'Associazione da Sardegna, che ha fatto anche alcune esperienze a Casa Sardi, con i quali collaboriamo sia come Associazione Sinfonia che come Cristiano Cani, per quanto riguarda il ballo, logicamente. E mi è capitato proprio a Casa Sardi di poter fare un laboratorio di ballo, esperienze veramente belle che coinvolgono soprattutto i giovani, e basta coinvolgerne uno che si appassiona, che è sempre una vittoria. Assolutamente sì. No, ma è stata un'esperienza che ci ha arricchito moltissimo, veramente è andata oltre le aspettative in tutti i sensi, sia in termini di impegno che anche di coinvolgimento emotivo. Io vorrei chiedere, Enrico, perché è arrivato a Casa Sardi? Io lo so, però glielo vorrei chiedere, perché... Ma non era lui l'intervistatore? No, io non Mattia. Questa era quella che ha scritto Jonathan. Io l'ho scritto perché me l'ha detto Enrico, e quindi sempre Enrico corrente ascolta. No, io lo so perché chiaramente Casa Sardi noi la vediamo lì la parte un po' aperta al pubblico, c'è un bel cortile con il fico gigante, e poi dietro lì c'è tutto un altro ambiente ancora più gigante che fu cantina, la famosa cantina il nonno Nazario Ossati. Enrico applicava un frago, quindi poi ve lo devo spiegare le cose. Applicava un frago, quindi da lì è nato tutto. Proprio termine tecnico. Quindi finite le cose serie, come siamo? Io vorrei dire che la cosa bella è che hanno deciso di non chiamare la loro associazione e la loro location, il loro luogo Teatro Sardi, ma luogo di incontro, ma Casa Sardi, perché veramente quando noi stiamo là siamo a casa. Io ogni volta che sono là mi sento a casa e so che questo vale per tutte le persone che entrano a casa. È proprio accogliente, Però grazie, visto che parliamo un attimo di tutti senti a casa, ma anche a noi ci ha fatto un immenso piacere per esempio accogliere i ragazzi che ci hanno riempito la casa di gioventù, di entusiasmo, di quando le esperienze, 2 laboratori teatrali hanno concluso la loro attività a Casa Sardi per ben 2 anni. È stato un piacere grandissimo perché Vedo che si commossa, ma si commuovendo anche a me, perché anche a me mancano moltissime ragazze e che belli! manca moltissimo esibirci. Li avevamo quasi adottati i Sì. nostri ragazzi. Per quello che dico che quando si va a Casa Sardi ci si sente a casa, perché tutti i ragazzi, anche con quelli che magari adesso sono all'università, chi fuori, insomma, tutti quanti mi chiedono sempre: ma Antonella e Anna come stanno? Cosa stanno facendo a Casa Sardi? Quindi, Ma noi li aspettiamo, ma noi confidiamo che torneranno presto. ma io confido che torneranno presto. Anna e anche zia Gertrude. Zia Gertrude. Bisogna nominarla, che è il pezzo. Cioè, se no si offende. Vabbè, anzi salutiamola. Ciao zia Gertrude. Sappiamo che da qualche parte ci stai guardando. Antonella, io vorrei chiederti anche, dimentichiamoci di quello che è successo, quindi il passato l'abbiamo commemorato, ci siamo anche commossi nel ricordarlo, ma cosa ci aspetta nel futuro con Casa Sardi, Sinfonia e Casa Sardi? Sinfonia Casa Sardi, Jonathan ha detto la parola magica prima. Zeppole. No! Cantina! Cantina. Beh, il nostro sogno è quello.
Quindi vedi che Il Enrico... nostro sogno segreto, ma non segreto perché ormai lo diciamo sempre, Diciamolo. è quello di avere uno spazio molto più grande, molto più accogliente, nella famosa cantina che l'odore del vino magari riesce anche a Enrico ha un olfatto da tartufo. i suonatori, i musicisti, gli artisti, chi lo sa. E quello è continuare con Sinfonia per forza, perché ormai siamo fratelli, non ci possiamo separare. La nostra casa è sempre disponibile per loro, però avere anche questo spazio grande ci piacerebbe tanto, quindi se la cantina diventerà un giorno uno spazio fruibile. Io ti direi il sì. Diventerà Quando la cantina diventerà uno spazio fruibile, Ci stiamo lavorando con tutte le forze, ci sono quelle solite difficoltà qualche che piccolissimo burocraticamente non vanno avanti. ma Senza fare troppa polemica, però io la farei la polemica, ma non finiremo la puntata bene. No. Io voglio dire questo, che a Casa Saldi mi sento talmente a casa che abbiamo iniziato il corso, cioè abbiamo proposto il corso di Launezza a Casa Saldi 2019, sì, e mi hanno proposto l'ambiente più professionale che loro hanno, che era il vecchio studio di papà, del padre di Antonello, sì, lì all'ingresso, talmente a casa che l'altro giorno io ce l'ho finita nella vecchia cucina, una cucina rustica, più casa di così, bellissima, e mi voglio lì, io voglio stare lì. Gianluca lo può confermare, Gianluca è ancora qui tra l'altro, Gianluca lo può confermare perché è l'ultimo che viene a fare lezione. E la finiamo sempre in bellezza a Concordia. Quindi sono sempre belle le concordie dell'ultima ora del corso di lavoro. No, io l'ho anche filmata con un giornale, sto filmando. Vedi? Vedi. Perché Casa Saldi, come tutti i luoghi di cultura, va assolutamente animata. Non possiamo più arrenderci a lasciare i luoghi di cultura dimenticati, tralasciati, tutto quello che vogliamo. Ci sono stati problemi che ci sono stati, però dobbiamo andare a riappropriarci degli spazi di cultura, altrimenti continueremo a rimanere appesi. Per fortuna oggi siamo qua. Oggi siamo qua. Io così avanzo una proposta: la prossima volta, visto che questa chiacchierata sta andando così bene, la prossima volta a Casa Saldi, perché dobbiamo ravvivarla, dobbiamo far sentire che ci siamo in un modo o nell'altro. Ogni volta che siamo stati a Casa Saldi si è creata una chimia potentissima che secondo me nel suo piccolo ha cambiato in meglio il mondo, e quindi dobbiamo assolutamente continuare a cambiarlo, con la musica, con il teatro, con il ballo, con la cultura e con tutto l'amore che ci mettiamo, la passione che mettiamo nel fare ciò che vogliamo fare. Io poi chiaramente ci saranno i saluti, le cose, però faccio da tramite, quindi sfrutto il prossimo ospite che sono già pronti per dedicare un po' quello che faranno loro a Casa Saldi, come simbolo di, come dici tu, di sviluppo, di creazione, perché lo stiamo vedendo che la cultura la stanno mettendo proprio sul fondo del barile. Siamo in essenziali, pare. Però in Sardegna si può vivere di sana cultura, musica, ballo e tutte le cose che ne derivano. Per cui direttamente dalla barberia, non ricordo bene il nome, però la barberia Magia, barberia Galana, pubblicità di Mara Calagonis, un trio fenomenale che si presenta da solo, basta guardare. Ciao a tutti. Ciao. Tutto Come bene, pubblicitario mi piace, altrimenti chi non...
Vi sentiamo un po' male, vi sentiamo un po' attratti, però siete tutti fatti bene coi capelli e coi baffi, eh? Perché capito adesso di sistema. Riprova a vedere sempre se c'è qualche problema di connessione. Sono proprio bloccati, va? Sono frizzati. Adesso forse. Allora vi vediamo un po' fermi e vi sentiamo male. Riprovate un po' a parlare. Riprendete, cambiamo connessione. Allora provate un po', intanto approfittiamo. Io credo che tu lo permetterai. Approfittiamo di un giovane baldo per sfruttare quello che stavo dicendo prima. Dai, una dedica musicale a Casa Sardi, è quello che è un po' la nostra storia, la nostra collaborazione. Siccome è tornato alle armi in mezzo a noi, in Sardegna soprattutto, Andrea Puddu è diventato Matteo Muscas. Buonasera a tutti. Matteo, Auguri Simponia. grazie. Siamo vecchi, bisogna invecchiare. Per uso a andare in Medas tutti insieme. Orlando si è frizzato, quindi Si è frizzato maestro. è No? un me. È solo un problema di connessione. Ciao sono maestro. Ciao Eli. Ma Ah, grazie. ora bambino, Oggi si Eia. prende su, dai. abbiamo cambiato connessione. Ok, Intanto auguri, buon anniversario a Simponia. grazie. Viene Aspettando quasi se ad non un voglio. secolo anni. Sapete una cosa, che Ballucchi quest'anno compie 30 anni a 20 aprile. 20. 20! Quindi anda a buffare a questa Aprile, tanto voi tocca la nozza si fa bene all'icchidius, eh? Io sono andato stamattina ad Eliseo, là, infatti. Eliseo, tu sei diventato ormai il barbiere di tutti i musicisti della Sardegna. Per il Covid. A San Filiga, prima i suonatori fuori i bravieri da Sabatelli. Come si parlava poco fa, sta tornando un po' tutto quello che era. Spero su questo che non devo dire più. Poi fare il barbiere e il tamburellista è proprio... non è niente, è un passetto. Orla, noi chiaramente ti ringraziamo perché ci allieti sempre della tua, in questo caso della vostra presenza, compagnia. A te non mai staici, esti un regalo umano, già riuscisi. E se non mi posso fare, ormai siamo sul canale e su presenti ma non mai fatto, cosa stesso. E quindi durante di essere sposato, se no si scrisse che la capire. Vabbè. No, veramente mi faccio i complimenti perché quando, mi ricordo quando eravate ragazzini avevo fatto fame di imparare a suonare. Poi avete anche creato questa bellissima associazione, sono fiero di voi, ma non come neanche musicisti perché siete bravissimi, ma anche come segmentare, organizzare, proporre gli eventi e poi il rispetto che avete verso i colleghi. Grazie Orlando. Grazie maestro. Non scusa come. No, se comprendi tutto. Questo chiaramente, a parte il lato artistico, musicale, almeno io parlo per me, ma
penso che valga, qui c'è Matteo, lì c'è Alessandra, c'è anche Cristiano che non suona il Launeddas, ma lo potrebbe dire, credo, che avere un maestro come Orlando è Ma chiaramente... posso dire una cosa? Che forse i miei primi passi con Campidano io li ho fatti con la musica di Orlando e di Bruno, che per me sono due persone squisite che sono sempre sulla nuvoletta, sempre nel primo scalino. Cristiano, ricordo quando stavo imparando a ballare e mi sembra che eravamo lì a Fortumanno a Villa Mastarda. Sì, a Fortumanno. Noi stavamo suonando con loro e tu stavi proprio alle prime armi e chi l'avrebbe detto che saresti arrivato a quanto sei arrivato. E questo anche grazie a voi, con la vostra bella musica, Orlando. Io quello che mi piace sempre dire di Orlando, del mio maestro, è quando mi chiedono, perché è un classico, no? Sul Launeddas c'è sempre chi ti chiede ma dove hai imparato, chi è il tuo maestro. La media degli allievi di Orlando lo possono confermare tutti. Oltre a essere un maestro di Launeddas e di tanti altri strumenti sardi, è un maestro di vita, un maestro umilissimo che ci insegna a organizzare, a collaborare tra di noi, essere sempre pronti a aiutarci e fare... Wow. Io mi avete conosciuto, io sono come mi avete conosciuto 20 anni fa, 30 anni fa. Spero di sempre l'Orlando perché ho visto, insomma, perché è che purtroppo gli ho e poi purtroppo esagerato, cambiato roba che gli anni avanzano, ma sei a parte il liceo che piccioccheddu, ma tu con frate tu sei tu spiccioccheddu, sei tu giovane, dai. Mia Graziano ha fatto 41 anni, sono stato a B. Grande Graziano. grazie. L'unica cosa che non posso supportare da Graziano è stiga tifa da Sinter. E Juventino proprio al 100%, quindi per le cronache, vabbè. Per le cronache di Nadia. Orla. Vi svelo un pochetto, quando io stavo imparando piccolino, avevo 8-9 anni, lui già suonava su solito, con la chitarra, e facevo parte del gruppo. E io andavo sempre presso a lui, perché avevo voglia di imparare. E mi serviva, si vedeva da battere. Mi chiamava così, cagnolino a pezzo. Ma sai, sono tabaco. Grazie. Queste sono le chicche dei maestri. Grazie, e mo ci devo suonare una papina, Graziano, io lo dico pubblicamente, sto aspettando ancora il tuo solito in si bemolle. Aia. Ma con non posso andare. Torno ragazzi compiti. Sta finendo. Mi su Vespino lo tenesi pronto, quindi preparato, con di benzina, miscela e si un gol. A Capoterra, a Rio San Girolamo. E quando faccio al museo, vabbè, certo. Chiaramente noi facciamo pubblicità alla barberia Galana di Eliseo, tutto bello alliquidio, no? Vengo a farmi i capelli, Eliseo. Castelli Eliseo. Prima... No, io sono venuto stamattina, non puoi dire che non è così. Io sono venuto stamattina. Allora, non so se ti convenga, ma la media dei presenti qui Torres a Serrai, grazie. Solo con chi si salva è Davide Campisi, ma in Sicilia. C'era Davide Campisi, non so se l'avete visto, e allora lì
lì ci lavori bene, ma noi Cristiano, Deo, Andrea Vutu. Vengono con pochi capelli, basta 2 minuti su vecchio sempre. Ah, a posto, Quindi il guadagno è anche di più. che conviene, sentiamo. Business questo. Barberia, adesso si cambia i nomi, vero? Barberia su Scucu. Vabbè, siccome stiamo... Degenerando. Era anche per parlare di cose serie l'8° compleanno. Quindi a parte la pubblicità alla barberia, facciamo pubblicità anche al MUSPOS, Museo degli Strumenti Tradizionali Sardi del maestro Orlando Magia a Pula, Speriamo di riaprirlo presto. che è stato inaugurato proprio, cos'era, giugno, luglio, cos'era Orlando? A settembre del 2020 e io adesso se ho smemoriato tutto, vabbè, era settembre 2020, speriamo di riaprirlo prestissimo, certo. Sì, si potrebbe anche aprire, ma solo nei giorni feriali, ma non c'è quanto anni mangino, quindi aspettiamo sempre di nuovo. Però penso che ormai speriamo fra il mese prossimo potremo riaprire e vi aspetto tutti a suonare Concordia e a si costruire con capitino. Speriamo, capitino serviti sempre, anzi approfittiamo agli attori di canna che in questo periodo sono al lavoro in tutta la Sardegna per non tagliare e disboscare tutte le canne perché ne servono sempre. Abbiate rispetto dei cannetti. Questo era un altro tipo di pubblicità, è giusto. Pubblicità progresso. Ma cosa vi possiamo chiedere? Una birra e una gazzosa. Una birra e una gazzosa, Katia? Busy? No. Busy gusto, no. Tanto la unetta, se li avete onorati voi, la grande, noi che siamo Mara Calabria e noi ci teniamo a presentare sempre la nostra cultura tipica di Mara Calabria, che è il famoso trio, Suliscio, Tamburello e Triangolo, come le altre culture di Cavoi, Trevigione, Tamburino, oppure anche Savintrozza, che è il maggiore, che ha la fisarmonica diatonica, Tamburino e Triangolo. Quindi anche noi Maracalagoni abbiamo questo bene da salvaguardare, da divulgare e ci teniamo un modo per ma è vero che anche nelle mie scuole ho sempre cercato di tramandare su Riangolo, Tamburello. Adesso il gran maestro, il nostro barbiere di Maracalagoni, Eliseo, il Tamburello, che ormai diventa più lungo in Sardegna. Poi oggi ho rispetto dell'anziano e del giovane, quindi il Torino insieme vediamo che il vecchio con la Giuseppe e io mi accontento del essere che stanno ti vuoti proprio un quadrento su sempre in uso, sempre in uso. Oggi ho presentato un'altra versione, così continuo vi annoiato l'orecchio, sempre la stessa musicalità. Quindi noi ci accontentiamo, per noi va benissimo. Ma penso che si accontentino tutti. Io in questo caso, Babbo Villu e Fradico, perché Spirito Santo. Siamo tutti per questo, il fratello e il serve. Babbo Villu e Spirito Sardo. Infatti, io i carregando. Ci sono i ballerini, No, se benissimo. Qui ci sono i ballerini che Pronti? sono pronti a partire. Sandollesi.
Abbiamo il pubblico applaudente qua. Ma fate, No, no, ballando no, perché allora l'audio tempo era un po'... Nella diretta ci hanno confermato che andava bene, però qui abbiamo le spie, si sentiva un po' male. E poi Cristiano e Mandoni. Per i telespettatori. Sì, Enrico ha fatto il suo meglio, quindi penso che si sia sentito benissimo. Per me è stato più emozionante a fare questo applauso, voi a parte che non devia una varia mesi, ma di applauso. E poi a intendi, grazie a sul litto, sul maestro al suo triangolo, Eliseo è sempre tamburellista, è stata una particolarità inusuale. Inedita. Orla. No, su noi
Secondo me io sono sforato, è da mezz'oretta più o meno, no? No, tanti di noi sta aspettando un'altra bella vicchiocchetta che conosci bene, e sta aspettando Elisa, però non diciamo a nessuno. Certo. Poi ci teniamo San Matteo, noi in misura di Zonai. E allora, ora ci godiamo lo spettacolo. Grazie davvero di cuore, spero di tornare luego su compleanno usato. Auguri. Permettimi di piacere collegati di salutare il fantastico Davide Campisi. Ciao Davide Campisi, veramente un piacere, un'emozione per tutti. Non so se c'è, ma prima ne abbiamo ricordato proprio il concerto di Pula. Isso sta ancora tutto innamorato proprio di questa. E non finisce qua. Allora speriamo di poterlo ripetere quest'estate. Speriamo di sì, davvero, speriamo di sì perché le giocano a noi. Grazie davvero. Grazie, tanti saluti. Ciao Graziano. Ciao. Riprendiamo la nostra regia. Cosa ci manda? Io sento odore di Marongio. Gente marrone. Io lo sento ridere. Io sento odore di Io la sento ridere, eccola là. Odore di Marongio, questa puoi sentire solo odore di pannolini. Io sono uscito da casa. Non voglio bene. Ho rispolverato un rossetto che non lo usavo da marzo perché ho sempre la mascherina. Ascolta, ce l'hai tu il mangiapannolini? Ce l'avete? Lo sai cosa? No. Quello che c'è anche la ventola che li tritta quando No, gli metti fa il è un compo. contenitore che quasi metti, li butti dentro, però quando lo riempi molto è una sensazione unica quando devi svuotare, perché poi chiaramente lo svuoto io, le bambine sono 2, però Che bello ciao Elisa Marongio, all'anniversario degli 8 anni a parlare di cacca. esatto. Ciao Elisa Marongio, di Non ci Sirigua, mettiamo. però est incontinenti il sapore. Belli. Come stanno Mi Diego e mancate Matteo? moltissimo. Come stanno Diego e Matteo? Bene, l'ho mandato a fare il papà, Bravo. altrimenti sarebbe stato con me qua per saltarvi. Giustamente. Noi ti mandiamo un abbraccio forte per loro, lo sai. Grazie, ricambiano anche loro e anche io. Non vediamo sicuramente anche l'ora, il momento, il secondo, proprio il millisecondo di sentirti, lo sai bene. E di averti in piazza di nuovo, Cantare. di averti in piazza di nuovo in Sardegna. Vogliamo tutta la tua energia che sprigioni ogni volta che ci vediamo. Questo chiaramente vale anche per Diego, ma Mi fate piangere? Diego, Vedi, non è- Diego no, deve può entrare nel clan. a proposito, Diego, Quella cosa da parlare. siccome hai visto chi c'era prima di te, hai visto chi erano prima praticamente siamo passati dalla barberia di Eliseo, Esatto. tutti ben arricchiti, Orlando con Graziano, con tutti, c'era Davide Campisi prima con una conchebidus così, L'ho visto. e qui siamo i cugini di campagna. Spinning house. Infatti, gli fai l'idea. Qua siamo pronti per fare Sabilarda. E Diego fa il caso nostro. E Diego è un altro associato al clan. Diego è uno dei vostri. Diego è uno dei nostri. A Diego, tutti gli effetti. questo è un messaggio solo Però per devi te. insegnarli a mangiare sedano, Ah, sì. Però
Non diciamo altro, è meglio... Allora, siccome stiamo sforando di 40 minuti quasi, per colpa di tutte queste scemenze, vogliamo raccontare... Bisogna anche fare festa, lo spunino non lo possiamo fare. E io ti faccio subito una domanda seria. Zeppole ne stai facendo tu lì a casa? Minchia, le sta facendo. Zeppole? Raccontaci subito anche tutta quella bella scuola, quei progetti che avete lì, dai, raccontaci anche. Ecco, io adesso sono a scuola, infatti non so se vedete, questa è la stanza dove io faccio lezione, c'è un po' di... ecco. Abbiamo 4 stanze qua, io sono qua relegata perché così almeno non sentiamo gli strilli di mio figlio. Diciamo che la scuola sta lavorando bene, non ci lamentiamo. Io, come sentite, ho preso l'accento continentale. Molto. Credo che faranno prima i cecanesi a parlare in sardo che io a parlare con il loro accento. Ormai tutti dicono eia. Anche qualche parolaccia che non ripeto. E anche spramma, dicono, vero? Spramma. E anche altri. E ve la censuro tipo a Mieli. Tanto siamo nella fascia... È caduta Elisa? Si è fatta male? No. Non ti vediamo più. No, c'è una icona che conosco, che è quella del Vedo... vabbè. Ti vediamo adesso, ti vediamo. Enrico sta facendo i giochi. Enrico! No, non ho fatto nulla. Comunque abbiamo oltrepassato la fascia del pubblico protetto. La fascia protetta dei piccoli, quindi possiamo un po' raccontare non lo dico lo le stesso, cose che vogliamo. Dai, dici 2 cose della tua nuova cosa vita. Vi dico? Allora, stiamo lavorando con questa scuola qua, questa scuola di musica. Io faccio corsi di canto. Poi qua si insegna basso, contrabbasso, chitarra, chitarra elettrica, batteria, violino. Beh, in casa Micheli la musica... anche Matteo sta iniziando. Bene. La musica vive da quanto in casa Micheli? Da generazione a generazione. Tu pensa che qua ci insegna anche il papà di Diego. Sì, sono tutti musicisti. Quindi non potevi andare a finire proprio male male. Sciara de me. Che musica ogni ora. Musica lì sta. Ma io griso. Possiamo chiedere Elisa di raccontarci qualche aneddoto di qualche gita fatta in passato oppure no, aneddoti così no, aspetta, lo lascerei in pace. Allora, io solo 2 ricordi, così li lancio. Vai. Uno, ambasciata a Londra. Picchiri cade al rallentatore sulle scale. Cosa ha fatto? È caduto al rallentatore. Che stavano tricheggiando dell'ultimo vino. Bellissimo. Si è anche fermato. E invece Matteo lui. Non l'avrei mai detto. A un certo punto guarire Zirbonedo nel cortile dell'hotel. Cortile. Gioco da pallone. Un giardino tipo Versailles. È un campo da calcio, Azzurro. Inizia a correre questo, ce lo siamo perso in mezzo ai cespugli. È fatto benissimo questo giardino con tutte... C'erano anche i giardinieri che stavano ancora lavorando, anche se era tardi. Lo spuntino delle 3 era. E Matteo aveva pensato di seguire la palla dentro la duppa del Mudregu. Sono andato dentro il cespuglio e sono rimasto incastrato così. Comunque 2 o 3 cose le potremmo raccontare. No, ma infatti questa è la prima, ma fermiamoci qua. Basta. Perché siccome stiamo parlando anche delle nostre collaborazioni di Sinfonia con chi ci è venuto a trovare prima, con Cristiano, con Alessandra, con tutti gli altri presenti, con Matteo, con Orlando, e c'era anche Alfonso prima, il primo ospite è stato Alfonso oggi.
Alfonso c'è stato l'anno scorso, c'è stato 2 anni fa, c'è stato 3 anni fa e c'è stato anche in quella Il che primo ormai anno. definiamo la prima edizione di Tra Sardo e Profano, che era il 2017. Sì. E abbiamo fatto un mandil de Carolina, Ah, un po' spagnolo e un po' sardo. beh, lì chiaramente tutto è stato possibile anche grazie all'altro maestro che oggi non abbiamo potuto avere ospite per molti motivi. Bruno Cammedda, infatti il trio di quella volta era Elisa, Bruno Cammedda e Alfonso, con una magistrale struttura concertistica Raga, vi sento spagnola male, e vedo mezza. Davide ogni tanto. Aspetta, che? Guardando. Quindi Simponia e Elisa Marongiu nascono assieme praticamente. Cioè, Io li ho nasciamo visti tutti prima, nascere, però ho sposato il vostro sogno, sia in maniera artistica che personale, perché prima di essere persone che lavorano e hanno lavorato insieme, siamo molto amici. Cioè io vi sento come famiglia. E questo forse è stato un po' lo spirito che ha fatto nascere poi anche l'associazione, la riunione appunto di fratelli. Emozionante, Giorgio, molto emozionante. Smettila là che piango. è molto emozionante quello sicuramente, tra amici, fraterni, se non ancora di più, perché arriviamo da lì, ci siamo incontrati e abbiamo Orlando ci continuato. ha messo tutti insieme. Orlando ci ha messo e noi abbiamo continuato e tuttora continuiamo, infatti oggi l'8º compleanno nasce un po' così per rincontrarci, anche perché tu ormai sei continentale, sei partita, ti vediamo una volta all'anno. Allora, sei continentale, dillo a qualcun altro. Non ti tengo un'altra a fianco del mezzo continentale. No. Vabbè, è tornato, dai. Tornato, No, lo senti no, l'accento no, di Bergamo? A me mi ha fermato solo il Covid, Lo sappiamo bene. perché l'ultimo concerto che ho fatto in Sardegna, Tra no, ma quello ho l'altro, fatto altri, però l'ultimo prima di partorire, mancavano 20 giorni a partorire. E io ero in Perché? Sardegna a Se fare sei concerto. scesa, sei scesa col dicendo? bambino al museo, cosa stai dicendo? Sto dicendo quello, ma non mi ha fermato neanche la gravidanza. In Sardegna non vi liberate facilmente di me. No, ma è la Sardegna che non si vuole liberare di te, cioè forse l'hai capito. aspetta, l'ultimo concerto, l'ultimo è stato quest'estate, organizzato sempre da Simponia. È Esatto, bar, chiosco, No, bellissimo. al al Poletto. White Bar di Carmela Ortu, che salutiamo. Grande Carmela. Mandiamo un bacione perché è stata un pochino così e cosa con una gamba qua e di là e quindi gli Povera. mandiamo un abbraccione. E voi lì avete fatto un quartet fenomenale. Allora, noi questo progetto Mani Mamma, nuovo, cos'è? siccome sono venuta in continente Sicuro che e sia qui si deve quella? cantare per peda e basta, non lo capiscono. Arrindafrago. Quindi abbiamo deciso di allargare gli orizzonti musicali. E insomma Diego, per chi non lo sa, lavora nella musica popolare da anni. Quindi abbiamo detto, costruiamo un progetto insieme. Abbiamo chiamato Mami, perché Marongiu, Micheli. Mami Popular, trio, quartet, dipende. Quello che viene quando nasce. Bravo. C'eri tu al White Bar? No. Vabbè, però è stata una cosa bellissima. Purtroppo il giorno era impegnato. Però Perché speriamo che c'è quel giorno il bello. quartet al duo Mammi si è aggiunto poi l'altro duo Muma, capito? Muma. Quindi voi eravate un Mammi Muma. Perché c'era Muscas e Magia. Come fa a pensarle così velocemente? No, me lo spieghi come è fa? la prima cosa che ho pensato, perché c'era gente fuori lì in Viale Petto che ma dov'è il concerto dei Mammi Mumma mo?
E quindi ricordiamo che stavi riprendendo da Diego, che fa parte di... Siccome lui lavora con Sparagna nell'Orchestra Popolare Italiana, ho detto, ma perché non provi a fare anche altro che esuli dalla musica sarda? Ho detto, boh, io ci provo. E alla fine, provando, sembra che qualcosa sia uscita. È E stato quindi abbiamo molto ripreso bello. un po' di Io ho ancora repertorio di la, Sparagna. Come? ho ancora la scaletta conservata gelosamente di quella serata. E vedi, però, questa cosa di creare un progetto modulare, Le prove nello noi in scantinato di Sardegna Siviglia. l'abbiamo arricchito degli strumenti sardi, quindi la uneddas, eccetera. Lo facciamo qua, magari ci metti un altro tipo di strumento. E quella è l'idea, no? Di creare delle fusioni, perché la musica popolare è quella che unisce un po' tutte le regioni. Assolutamente sì, questo lo sappiamo benissimo perché sono le nostre filosofie, però chiaramente Esatto. crei qualcosa di molto interessante, di valido, molto valido, anche con pochissime prove. Cosa è successo? Ci sei, sì, anche con pochissime Sì, prove, sì. come in quel caso, non è brutto dirlo, ma perché chiaramente, a parte Diego e te, che non sto a quantificare il livello artistico, ma c'erano comunque dei bravissimi musicisti come Vabbè, Eliseo il Eliseo e Matteo Barbiere, sono stati Eliseo il spaventosi, Barbiere, che abbiamo visto, e Matteo Muscas. E infatti poi tutto il repertorio, da De André a popolare un po' di tutta l'Italia, e poi il tradizionale che conosciamo a memoria, è diventato un concerto unico, non sembrava di No, ma saltare da loro una sono parte stati all'altra. bravissimi, ci siamo visti mezza giornata, dove praticamente siamo visti 4 ore, ma 3 ore abbiamo mangiato. Verissimo. Io Non c'ero, era periodo di io zeppo, c'ero. Giorgio. E per quello che io ho chiesto a Cristiano, ma tu non c'eri? Invece non c'eri. E nonostante tutto sono Che ingrassato il vergogna, giorno. Cristiano. Che vergogna, Cristiano. Guarda, io... Ma povero Cristiano, ma io Tu adesso... non- tu Cioè, sei- ma io lo difendo io. No, Cristiano, aspetta. poverino. Tu, Eli, non so se ti sei accorta prima, se eri già collegata, hanno fatto un ballo. Cristiano con Mamma Trigu e Orietta hanno ballato. Beh, Ma il ballo quanto è durato? 2 minuti. 2 minuti scarsi. Morendo vivo. Siamo dovuti intervenire per raccogliere, per rianimarlo, non ci dava di bruscio. Vabbè, Cesare, Leggia, Elisa. Comunque, siccome abbiamo... Posso siamo dire arri- una cosa, io che mi permetto di dirlo perché gliel'ho scritto anche per il compleanno. L'associazione Sinfonia è una bella associazione perché ha attorno a sé tante belle persone. Una di queste è Elisa. E io gli ho, quando da poco c'è stato il suo compleanno, io gli ho scritto una piccola frase che però sento veramente col cuore e la vorrei ripetere qua. Perché Elisa è una di quelle poche persone che quando si di morale vai su YouTube e l'ascolti e ti dà la felicità. Non vorrei farti piangere in questo momento che ti vedo già con i lacrimoni, però Elisa, tu sei veramente una di quelle persone che fa piacere avere vicino perché dai regali veramente tranquillità e serenità. Ed questa è una delle doti più belle che puoi avere. Confermiamo tutti. Assolutamente. Cioè, anche dalla regia confermano. Si uniscono tutti al pensiero. guarda, io penso di rendere semplicemente quello che ricevo. Tutti voi mi date tanto, moltissimo. Grazie a te, non grazie a Ed lei. questo è il motivo, Elisa, che non vediamo mai, abbiamo sempre voglia di vederti. Di vederti sicuramente. E in questo caso, brava mamma, Ascoltarti. in questo caso, Aspetta che mi hanno silenziato. scusa, sì, c'era, Mi vogliono fare fuori. sì, No, in realtà stiamo cercando di spegnere Jonathan perché vogliamo sentirti dai, cantare. vabbè. E siamo davvero curiosi di sentire. Allora, io ho pensato di fare una cosa anomala. Vai. Noi ci conosciamo sempre nel repertorio sardo
e ho detto, mo proviamo a fare una cosa che non sia sarda. Però in genere io questo pezzo ancora non l'ho fatto uscire nelle piazze, lo sto studiando, però l'ho provato con Diego alla chitarra. Io oggi ve lo faccio a cappella perché Diego non ce l'ho. Ed è un pezzo bellissimo, di Sparagna, che canta in genere la Galeazzi. E si chiama Sogna Fremio. Bellissima. Aspetta che bevo perché sennò mi sto. Adesso ti mettiamo a schermo intero, così ti vediamo tutta la tua bellezza, splendore e meravigliosità. Vado? Quando vuoi. Sogna fiore mio, sogna e riposa, chiude sta bocca che pare una rosa, sogna e chiude sta occhio tunna, che quando sogni tu, sogna gli uomini e chiude gli occhi e non parla, sogna gli fonno di mio mare e chiude gli occhi e non ave paura. Sogna mio mondo fatta su natura. Sogna il vento, sogna la tempesta, sogna il mare, sogna la foresta. Che la musica mesturane ti scende ancora, ti scava da un piede, e razziola mia, non parlare, non è che ho tempo per ritrattare, ho già finito di disperare, dopo di me io mi fatica. E gli amava fare una gran pastella piena di tante cose belle, e gli amava fare l'ore la gente sanno abitare tutta la gente, e ogni giorno sarà l'allegria e ci sarà pure mamma mia, e la fatica non sarà chiamare, perché saremo allora tutti qua. Sogna fiore mio, sogna riposa, questo chito so come meravigliosa, sogna tutte sti cose belle, gli uccelli, gli umani e tutte le stelle, e sogni e non tardare, e falla subito reputare, e scegli e sogni si non va venire, con questa musica falla dormire, yara, 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 Sono emozionata. Sono emozionata.
Un applauso lungo per te, davvero. Veramente complimenti da parte di tutti noi. Si sentiva? Sì, certo. Complimenti in prima persona, poi arriva Simponia, poi arrivano tutte le cose, ma proprio in amicizia, in fraternità, Guarda. come sappiamo. Oh, mi emoziona. Poi Cristiana mi ha detto un sacco di cose belle. Ti emozioni e fai emozionare, ed è una cosa che... Ma questa sei tu, Elisa, cioè, non saresti tu altrimenti. Eli, ci un po' Ci fai emozionare. come Sant'Efis, ci fai emozionare. Esatto. L'anno prossimo ci saranno le magliettine con la tua faccia, Eli. Elisa ci Sì. Danno. Grazie Eli, Ragazzi, grazie mille. sto tremando, vi voglio molto bene, auguri grazie, speriamo di... e spero di abbracciarvi tutti presto. Subito, presto. Anche a noi. E noi ti mandiamo un bacio enorme. Un abbraccione a te, grande, fallo identico, se non più grande a Diego e a Matteino, Grazie raga. che bello. Ci vediamo presto, promesso. Un abbraccio Bacione. grande. Ciao Dore. Ciao tesori. Ciao. Dopo questa fantastica performance di Samarongi, cosa ci vuoi raccontare oggigiorno? No, io direi che adesso la parola passa a te, fai il presentatore della parte proprio finale, altrimenti non desioso bruso, perché abbiamo sforato di 900 ore praticamente. Ma quando la compagnia è bella, La compagnia è bella. Mancano le cose serie. zeppole, pazienza. Mancano le zeppole, Mancano le non zeppole. sei, tutto. Almeno una torta, due candeline. La gara di strada. Anche di solito. Ma poi Un giorno racconteremo. Un giorno. Non qui, E lì, a sé. visto che parla Il decimo anno la chicca della però il decimo chiaramente La bisogna, renderemo pubblica. ho detto che si può fare, però bisogna già prenotare, bisogna confermare il campione in carica, bisogna già prenotarlo, certo. Nicola Diano, un caro saluto Nicola a Diano è il Nicola campione Diano, che è il in carica. campione in carica. Sagare Sappio, Sagare Sappio è vero, Nicola Diano Nicola Diana che detentore anche del... lui un amico fraterno, non ti con daresti Matteo due lire, sono gemelli. Nicola. Non gli daresti No, 2 non lire gli invece. daresti 2 lire. invece- Campione imbattuto. Guarda, adesso Imbattuto. è che lui adesso è da un paio d'anni a Torino, magari ha perso qualche colpetto con la Secondo col Sena. me, secondo me ha rinforzato le mandibole con le nocciole lì nel monte. Quindi per il decimo anno non c'è per nessuno. Quindi Nick, lascia aver detto tu, le cose serie sono queste, ricorda, da 2 anni. Sagare Sappio e vogliamo... Chiaramente speriamo di vederci subito, abbiamo le porte del Sant'Efisio, lui ne scoprirete delle belle, noi siamo pronti a tutto, non l'abbiamo proposto a Orlando in diretta, ma basta proporglielo il giorno Sicuramente dice prima. di no, Orlando. Basta proporglielo il giorno prima, e visto che c'era il Vespino sopra la parte, con quello si parte con Sant'Efisio. Assolutamente. Quindi, tornando alle cose serie, siccome abbiamo fatto aspettare l'ultimo ospite forse un'ora e mezza, Adesso abbiamo la Detto- ciliegina sulla torta. ho detto questo pomeriggio ti va bene verso le 19, verso le 7, e più o meno benissimo, adesso sono le 8:30 Sono le 8:30. praticamente. Quindi, Jonathan, io e Cristiano vogliamo ballare. aspetta. Se confermano dalla regia, da Rai Regia Sat Da Pirri Channel. Pirri Channel Ci riprende. c'è. Eccolo! Eccolo! Comunque, buonasera. Ciao Davide. Ultimo ma non per importanza. No? Perdonaci questo eterno ritardo. No, ma figurati, ero parecchio interessato e ridevo con le Stavi ridendo. Le assaporavo mentalmente, devo dire. Allora, riassaporavo.
siccome li conosci, a me, vabbè, ci conosciamo, dai, anche loro li conosci. Forse. Quindi, prima di sì, dire altre scemenze, fammi dire le cose sì. Vai. Davide Pudda, chitarrista e anche autore, io lo posso confermare, anche autore. No. Siamo praticamente colleghi di Brinca, del nostro gruppo etnico, che ci vede assieme a Paride Peddio, a Federico Di Chiara, a Fabio Carta, Saluti tutti Brinca, a Stefano Casti, Giancarlo Palermo, salutiamo, sono i nostri soci musicisti, compagni di viaggio. E oggi Davide, siccome stiamo parlando di cose serie, mi sembra giusto. No, aspetta un attimino, Gio, visto che si sta casseggiando un po' tutta la sera. Mezz'ora, no? Come è una vita che non vedo cristiano, e tra l'altro lo saluto da abbraccio. Non è cristiano. No, sono due che siamo in due adesso. Ecco, no, cristiano, ho notato che dall'audio Ma ci non avvicina solo si ingrassa fisicamente, ma si è ingrassato anche la voce. Aspetta che non ti sentiamo. Non lo so. Hai sentito? Non ripeti? Ho detto che non solo si è ingrassato fisicamente, lungi dal me dal No, è vero, quindi non è che... mi dà l'impressione che si è ingrassata anche la voce, la prima cosa che ho notato appena dato lo streaming. No, sai cos'è? Che ho la voce impostata perché devo fare un po' il serio oggi. Sono cristiano. Ok, perfetto. Poi, durante la serata stiamo mangiando molte zeppole. No? Ma dai Garibaldi, ma dove? E vabbè, pensiero, c'è chi... Ce le immaginiamo, dai. ci stai mangiando le zeppe. Poi, Davide si può dire da come dai, proprio de vernaccia. Posso dire che abbiamo ospite una bella persona? Assolutamente sì. Porca miseria. Assolutamente. Grazie, troppo gentile. No, è la verità, è la verità. È un piacere di stare a Torino con Davide Brinca insieme a Nicola, sempre ci siamo divertiti un sacco, è stata una bella esperienza beccare Davide in continente. La sera ci siamo divertiti. Assolutamente sì. Ricordo bene, io come sa Jonathan, come lo sa benissimo, non è che abbia tutta questa memoria durante le serate, però la sera la ricordo in maniera particolare. È stata bella, anche Nicola se la ricorda in maniera particolare sicuramente. Nicola si ricorda quella e anche un'altra, tu mi sa che no, non meno male sì. Ma ce la ricordiamo tutti. Però Nicola è il campione in carica di Seno, quindi lasciamo le cose come stanno. Comunque noi stiamo chiacchierando di Simponia, abbiamo fatto 8 anni, a oggi proprio era... Sì, infatti vi faccio i miei migliori complimenti, i miei auguri e tra l'altro a un'esibizione a casa quindi che avete Casa Saddi. Come? Casa Saddi. Saddi, sì. Avevo partecipato anch'io, ti ricordi? Certo. Eravamo in trio quella volta, io, te e Paride. Esatto. Certo. Esatto, sì, che poi avevamo fatto il giro per le stanze, un casolare veramente grosso, grande, con veramente antico. Il termine che mi viene appropriato ora, non so se ce ne siano altri, però me lo ricordo veramente bene, bello come situazione, veramente bella. Anche l'atmosfera che si viveva tra musicisti, tutti i gruppi, sotto l'albero, che ora non mi ricordo fosse un olivo o qualcos'altro. Lo chiamano fico perché diventano tutti belli lì sotto, però non so se è veramente un fico. Enrico lo chiama così. Non mi ricordo. La signora prima l'ha detto che albero sia, non lo ricordo. Antonelli è andata via, vero? Antonelli è andata via, che via, risalutiamo, salutiamo tutta la loro famiglia e l'associazione Casa Saddi, che è un po' l'esempio di quello comunque, che è nato. Se mi posso permettere, guarda, avete fatto una grandissima cosa, stasera festeggiare il compleanno e quant'altro, ma con tutti i discorsi e gli streaming che avete fatto in passato riguardo al ballo, riguardo alle suonate del ballo e riguardo ai fatti,
sa, tu tradizione, ne facciamo tutti parte, bene o male, più di me. Mi è venuta un'idea mentre vi ascoltavo, che non avete mai menzionato i canti a chitarra, benché non siano lungimiranti come lo sono i balli. È vero, hai ragione. No, certo, ma io lo spiego subito. Chiaramente Davide è veterano di cantachitarra, un po' di quella ala della tradizione che pende il centro-nord. Soprattutto il Lobo d'Oro ancora oggi. Se non proprio, esatto, proprio il nord. Infatti qui un po' ci sfugge. Non è che non lo vogliamo mettere al pari, chiaramente non è quello il nostro punto. Ma non lo vogliamo neanche fare. È che chiaramente qui ci viene in mente subito la Uneda su Campi d'Aneso, tutto un po' quello che ne deriva lì al passo successivo. Però chiaramente canta a tenore, canta a chitarra, sta così improvvisata, cioè stiamo parlando di altre ricchezze, una di dozzina un altro di arti. patrimonio culturale notevole che ha la Sardegna e che non dobbiamo dimenticare assolutamente. Assolutamente sì. No, ma sono pienamente d'accordo, assolutamente. Non voleva essere un rimprovero di Dio, ma voleva essere un consiglio, nel senso che con l'andare del tempo, nel momento in cui la cosa progredisce, è chiaro richiamare anche il resto delle tradizioni. Quindi, come hai detto tu, io non l'ho menzionato il canto tenore, ma lungi da me da non doverlo fare. Io vengo da quello. Prima il canto tenore, il cantachitarra, ballo e relativo musica. Quindi ci sta. È un consiglio per un'eventuale futuro, che può essere tra l'anno, 2 anni, 4 anni. Capisco tutte le motivazioni del caso nello specifico, tra l'altro. No, certo, ma è proprio una nostra mancanza sicuramente. No, ma allora, più che altro logicamente... No, aspetta, nasce l'associazione con la musica e col ballo, certo, fondamentalmente. certo. Però già quest'anno ci siamo già allargati all'abbigliamento, sì, cosa che non avevamo mai fatto prima. E quindi non è detto che le prossime volte si organizzi assolutamente qualche cosa che è inerente agli altre tipologie di patrimonio immateriale che ha la Sardegna, assolutamente. Bravo, assolutamente. Sono d'accordo, infatti ripeto e ribadisco che non voleva essere un rimprovero, ma voleva essere un consiglio per avvalorare. Consiglio ben accetto assolutamente. Questo streaming, e non parlo chiaramente solo dei su cantachitarra, parlo anche e soprattutto dei su tenore, perché è molto più arcaico dei su cantachitarra. È chiaro che la UNED, se canta tenore, io li vedo circa pari fatto, quindi ci sta tutto. Il cantachitarra viene molto dopo, è recentissimo, benché tradizione, ma comunque molto recente. Sono d'accordo sul fatto, come ha detto il ragazzo che ho conosciuto personalmente, Luca, il launedista, quello che c'era prima nella prima mezz'oretta. È Luca, sì, Gianluca Solinas, che è ancora qua a farci compagnia. Sì, sono d'accordo sul fatto che bisogna portare avanti il lavoro della UNED, perché è lo strumento patriarcale della Sardegna, assieme, a mio avviso, e poi posso essere anche in errore, contraddetto con una semplicità allucinante. La UNED, che canta tenore, sono i canti arcaici che si rappresentano. Io la penso come te, io la penso come te, ma penso che, guarda, tanta gente la veda come te, anche perché come disposizione proprio sonora a livello polifonico, permettimi, poi tu sei un maestro in questo, cioè se noi scomponiamo un paio di launedda, se scomponiamo le voci del cantatenore, forse ci manca una voce per ricomporre una sezione di launedda, sbaglio? Manca la linea vocale, meno, ma il resto è tutto. No, ma tra l'altro ricordiamo il canto Bergamo, però no, mangiato solo polenta. Ricordiamo tra l'altro che il cantatenore è già patrimonio materiale dell'umanità dell'UNESCO, quindi non dimentichiamocelo. No, giustamente, però a volte mi dà l'impressione che sia più riconosciuto fuori dalla Sardegna. Questo è vero. Sia il cantatenore, ma soprattutto le launedda, e ribadisco soprattutto le launedda, mi dà l'impressione che siano riconosciute più fuori che dentro la Sardegna. Non so se ho reso l'idea.
Sì, è bellissimo. Beh, ora lo vediamo, l'abbiamo visto tante volte, Matteo l'ha visto per 8 anni di fila, l'apprezzamento, il riconoscimento che c'è rispetto alla Sardegna stessa, a parte che è differente chiaramente, perché anche qua non è che sono lasciate a morire. L'apprezzamento di una persona comunque ignorante di quel mondo, di un tedesco ignorante di Launedda, non parola brutta, di un tedesco ignorante di Launedda, di un sardo ignorante di Launedda, è completamente diverso. Sì, penso proprio, hai ragione Davide. Sì, diciamo che solo negli ultimi anni si è cercato di recuperare il rapporto tra sardi e Launeddas. Solo da pochi anni si chiede il suonatore di Launeddas per ballare il capidanese in piazza. Diciamo prima non esisteva proprio, è tornato in voga. Sì, da pochissimi anni. Da pochissimo, perché c'è stato tutto il lavoro di tante associazioni prima di noi, tanti maestri come Orlando, di tanti altri suonatori, che erano pochissimi, hanno aperto le loro porte. Diciamo che nel nostro piccolo apporto stiamo dando e stiamo sempre comunque cercando di sensibilizzare, perché è una delle cose più importanti, la sensibilizzazione delle persone, andando nelle scuole soprattutto. Questo lo sta facendo per fortuna la Socio Launeddas. Assolutamente, ma per fortuna ci stiamo riuscendo, a piccoli passi, però... Assolutamente. Tra l'altro salutiamo Assunto Launeddas e tutto il direttivo, tutta la cricca che un po' racchiude comprende tutti i suonatori di Launeddas, e mandiamo un saluto anche a tutto quello che è il raggruppamento, il coordinamento di tutte le arti che un po' stiamo nominando, di tutte le arti musicali canore della Sardegna, che è Campos, di cui fanno parte anche qualcuno di noi, e che appunto racchiude il mondo delle Launeddas, che è entrato da poco, è il più vecchio, però è entrato il più giovane lì dentro. Poi c'è il mondo della chitarra, del cantachitarra. È contraddittorio, ma è verissimo. Purtroppo è così. Diciamo che per fortuna siamo riusciti a raccogliere un po' queste cose. Non è facile sicuramente il loro lavoro, speriamo che si muovano tante cose, così come cerchiamo di farlo noi nel nostro piccolo. Ringraziamo anche Davide che ci ha dato questi spunti grazie, interessanti, tra l'altro. No, non sono spunti, sono considerazioni di una persona qualsiasi che... Non sentiamo più. Ti abbiamo perso l'audio. Comunque anche Davide, adesso non so se ci sente, fa parte un po' della cricca di Cappelloni. Eccoti qua. Stavamo adesso... Mi è arrivata una telefonata improvvisa. No, stavamo dicendo che anche tu, come me, come Cristiano, come Matteo, pochino, ce n'erano anche altri. Sulla buona strada, Matteo. Fai parte della cricca dei Capelloni anche tu. E ti dirò di più, e bravi ieri. Assolutamente. E Bravieri è figlio del Bravieri pur, no? Ma io ho notato che quelli che tu dici Cappelloni sono le persone più fighe, hai visto? Però anche Campisi. Vabbè, anche Campisi c'è un figlio. Grande. E quello è vero. Tu ci devi vedere come fa che abbiamo. Comunque, visto che sono sempre io quello che torna sui passi un po' seri, importanti, i discorsi una persona seria, quel che sono. Con Davide, vabbè, adesso ci stiamo sentendo tantissimo in questo periodo, perché con Brica abbiamo diversi progetti e in stretta collaborazione anche con Simponia, perché Enrico ci dà una mano in tutto e per tutto. Praticamente io lo elenco, poi Davide ve ne parla un po' più nel dettaglio. Siccome l'ho detto in apertura, lui è un chitarrista che conoscete tutti, ma è anche un autore,
Gli inediti di Brinca praticamente sono scritti da Davide Pudda, poi arrangiati un po' da tutti noi, però la penna è lui. Infatti c'aveva una penna anche, c'è una penna, non si vede ma c'è una penna. Ce l'ho ancora. E quindi i prossimi progettini... Ma se volete... Ecco lei, alla salute. Salute. Finalmente. Io all'ora di cena finendo ce l'ho detto. Mannaggia. E quindi progetti così proprio brevi. Il prossimo passo che faremo sarà sempre da qui. E Davide adesso ce lo... Prima ce n'è un altro, quello del 6 e poi il 13, quello di qui. Esatto, sì. Allora, il 6 saremo presenti come Brinca con la grandissima collaborazione nonché del brano Maria Giovanna Serti. Saremo a Ossieri, dove faremo la presentazione di un brano inedito sul maltrattamento delle donne. D'accordo? In soldoni praticamente presenteremo questo brano dove ne uscirà, il giorno lo presenteremo con Maria Giovanna Serti. Però usciranno 2 versioni prossimamente, date chiaramente da stabilire finché il periodo Covid non finirà. Usciranno 2 versioni, una delle quali sul mio lavoro, sul mio progetto, dove tra l'altro ha partecipato anche Orlando, Elisa Marungiu e quant'altro, un sacco di gente. Non appena finirà questo periodo del Covid usciranno questi lavori dove una versione di Brinca e una versione Brinca cantata fin da Federico Luciani di Brinca e una versione cantata da Maria Giovanna Serti. Faremo questa presentazione del brano visto il tema importante che purtroppo ci lascia parecchie considerazioni nel quotidiano perché se ne sentono tutti i giorni nonostante il Covid. Quindi un tema sempre attuale, sempre purtroppo attuale e purtroppo reale. Dopodiché il 13 saremo a Intiming, probabilmente lì, giusto Jonathan, correggimi se sbaglio. Sì. Poi Brinca per presentare un altro brano. Saremo lì. Dimmi. No, dicevo, saremo presenti alla... io non ricordo il nome del premio, Auzie comunque. Sì, allora Auzieri non è... Allora, è un concorso cantautorale dove è stato chiesto di presenziare per presentare il brano. Io inizialmente l'avevo presentato per concorrere. Chiaramente avevo mandato la traccia cantata e suonata da me. Era piaciuto tanto il brano, poi io nello trascorrere del tempo l'ho fatta cantare da Maria Giovanna e interpretare da Brinca, quindi ce l'abbiamo studiato, siamo andati sul di registrazione. Però recentemente, non più di 1 o 2 settimane fa, ci è stato detto che non era possibile partecipare al concorso per il semplice fatto che i Brinca avevano già uno storico non indifferente, quindi che non potevano partecipare come concorrenti, però che erano ben lieti di accogliersi come passato il termine, anche perché non so se sia collegato, i padrini della serata, visto che il tema è un tema molto ricorrente, molto attuale, a cui vogliono dare importanza. D'accordo? Sì, sì, assolutamente sì. Io chiaramente sono al corrente poi di tutta la cosa, sarà la canzone bellissima, ma non perché ho partecipato anche all'arrangiamento, però è proprio il testo e l'espressione poi che 2 cantanti come Maria Giovanna in primis e Federico in secondis, ma non in secondis,
ci hanno proprio, esprimono proprio, cioè trasformano il testo in un vero sentimento. C'è un problema, che mi avete messo la curiosità adesso. Quella... Allora, vediamo, se fai da bravo magari te la posso anche far sentire. Non voglio favoritismi. Però se hai pazienza, poco a poco il Hai segni. pazienza, magari. Sì, è vicino, Noi si siamo può qui proprio aspettare. per Sei vicino. stimolare la curiosità. È una bella, Tra è un l'altro- bel brano, bellissimo brano. Tra l'altro saremo anche in diretta su Videolin. Ah, quindi perfetto, dai. Sì, e saremo subito prima del telegiornale, almeno alle notizie che abbiamo fino ad oggi saremo, quindi il telegiornale su Videolina comincia alle 18:30, quindi noi saremo 10 minuti prima. La pubblicità che non fa il premio, io ce la facciamo noi, perché Videolina ci deve dare il... insomma, ci devo le zeppole perché le abbiamo fatto pubblicità. Il che barbiere fa pubblicità, Videolina, per quello che noi siamo ricchi. siamo pieni di sponsor che non c'hanno niente. Enrico mi dice non farli dirti i nomi, No. ci danno soldi e non sappiamo dove metterli. Però Comunque quando ieri, questo per confermare il fatto che è stata improvvisata questa puntata, Jonathan propose nella chat di Inca se qualcuno aveva la possibilità di partecipare. Io non ho risposto perché sono sempre l'ultimo a dire la mia su queste cose perché lungi da me da voler partecipare. Però per Jonathan questo è altro. Nessuno era disponibile e io, io sono disponibile, non ho impegni, quindi sa che ce n'è. E se detto proprio questo, la bellezza della puntata, diceva Jonathan, alla buona, noi siamo gente così, due risate, due chiacchierie, via, niente qua e là. Sì, in effetti non c'è niente di preparato, posso confermarlo perché io ho finito da lavoro e sono venuto qua, quindi non non sapevo c'è niente di niente. preparato, addirittura che il presentatore, che per me doveva essere il presentatore, mi ha detto no, ma io non so niente, io non devo presentare Mattia, Enrico mi ha detto presenterà Mattia, ma io perché? Quindi il bello è che comunque Mattia lo può fare Ha dato un po' di serietà che benissimamente. meritava la situazione. Assolutamente sì, ecco. il più elegante, il più professionale, è quello che poi sa improvvisare veramente più di noi, perché non sembrerebbe mai così. Se ne accorge che stiamo parlando così. Infatti non parlate a voce alta perché poi ci sente. Comunque è grandissima se ne fossero così, assolutamente. Passando poi, passando dal 6, noi alle zipole, le zipole di Orottelli. no, le Orottelli noi troviamo scatta. Sono altrettanto buone perché le conosco. Sono Da buon staio, scusate, Non dovevi difendere. d'argento. Ma conosci anche quelle di Orottelli? Sì, anche quelli di Bitti, di Lodè. Quindi il triangolo delle zeppole è diventato un poligonale. Stiamo regionalizzando anche il cibo buono, scusa. È diventato un rilievo topografico proprio aerofotografico. Se vuoi un giorno ti faccio l'elenco di ogni paese e i dolci tipici, guarda. Il prossimo Cristiano Cani è capace di fare anche questo. Assolutamente. Di tutti i 377 comuni della Sardegna. Il prossimo format che faremo sarà dedicato ai dolci tipici sardi. Però ci vuole qualcuno che li prepari perché noi dobbiamo assaggiare. Siamo entusiasmati. Però io dico, vorrei sentire suonare Davide. Cristian, comunque, ho i presenti o i manti, non è che potesse due le cose. No, ma io sono una persona coerente, quindi se devo presentarli devo averli assaggiati prima, perché altrimenti non potrei dire falsità. Ecco. Orientali se fai dolci. Tutto sa papà, non è che ne va. Comunque, Comunque, tornando... aggiornaci così del 13.
Perché poi, se tu ne hai voglia, ma qui me lo stanno chiedendo da lì dietro, che vorrebbero fare un altro balletto, ma quello io non sto dicendo... No, ma giusto, fatelo un balletto, voglio vedere Cristiano ora come vuole ballare, dai. Vabbè, poi se comunque... Ma io voglio sapere il 13, tu te lo blocchi sempre, per Vai favore. col 13. Su le dippole, giù. Allora, il 13 saremo in streaming lì a Pirri, grazie alla collaborazione con Sinfonia, per presentare un inedito, un brano inedito dei Brinca, che tra l'altro abbiamo registrato già l'anno scorso, avremmo dovuto presentare l'anno scorso contro il Covid, lockdown e traslato a lì. Saremo tutti là, tutti i sei Brinca. Presenteremo il video perché abbiamo aperta parentesi, parte di questo brano inedito scritto 2 anni fa è stata, c'è una parte del brano è stata sigla della trasmissione tra sardo e profano su YouTube. È un'opera d'arte, Davide, a me piace un sacco. Quella era una piccola parte, però adesso Davide vi inviterà al 13 per ascoltare tutto il brano completo di video. Purtroppo Gio, in verità, ti devo correggere, perché la sigla di Sardo Profano è un altro brano ancora. Sto sbagliando io. Il signore della Marianna però non mi cada sul brano. No, però, infatti, ma chi è che l'ha suggerito? Piccoli, è colpa dei piccoli. È colpa della regia, è colpa della regia, dai. Scagioniamo Jonathan. No, scusate. Davide Buffetto, vediamo se si ubriaco. E per cosa nostra Vabbè, dai. Quindi presenteremo questo brano praticamente che tratta la situazione passata e attuale dei pastori dato alle loro condizioni soprattutto legate al valore monetario del latte, che è cosa fondamentale per i pastori, cioè per i pastori tutti della Sardegna. Quindi all'epoca qualcuno anche mi disse che sempre sul pezzo questo brano, anzi no, dietro sul metodi pari di organizzazione dei brividi, lo sapete, mi dite, ma perché non ti fa venire l'ispirazione, lo pastore, la situazione? Era proprio il film che buttavano il latte a destra a manca, e quindi ecco, domani lo presenteremo a tutti gli effetti, brano e video. Brano che tra l'altro da tale giorno, ora loro non la sono indicata, sarà presente le piattaforme musicali online. Il 13 quindi saremo tutti Brinca qui presenti, dove adesso ci siete voi, quindi fate parte anche dei Brinca in un certo senso. Mi sta dicendo Bairindi che... in un certo senso siete un po' brinchetti anche voi. ma io ho fatto parte. E poi Davide lo sa mi riferisco proprio a quello. che io mi sono fatto 3 ore di palo, stavo morendo in quella serata di 30 gradi di notte a Treviso. Io mi riferisco proprio alle nostre collaborazioni, perché siamo qui io al di là della serata, Cristiano, ricordo l'indomani sono fatti delle camminate a visitare tutti quei luoghi. Bellissimi, posti Sono bellissimi. ancora delle cose da poco. Verissimo. Tra l'altro lì ci dissero, eravamo lì a Treviso, ma perché non vi siete vestiti come i pastori? Ah, è Era vero, questa è cosa vero. che ne era uscita, non diamo troppi dettagli, quindi vedi. Verissimo, perché tutto torna. Stiamo tornando a questo nuovo brano, nuovo che è un po' vecchiotto, di 1 anno e più, però presenteremo il 13 da qua in diretta, ci vedrete, ci sentirete suonare, quindi potete ballare, qualche balletto, perché poi chiacchiereremo, intervisteremo chi ci ha dato una mano, soprattutto i pastori di Sega Seuni,
perché, a parte che io abito lì adesso, È vero. però nasce tutto da Selegas, almeno la rivolta dei pastori del latte nasce da Selegas. Famoso Nando. Nando Puddu, se tu ti ricordi, Grande Nando. hashtag io sto con Nando. Nando Puddu di Selegas insieme a un suo, mi sembra, un suo collega amico di Forni, se non sbaglio, furono i primi a buttare il latte, quindi a fare il video e così a partire con la protesta. Poi abbiamo visto che l'hanno ridotto il latte €1 al litro. Adesso lo stanno pagando a Gra- 10 euro il litro. vedi i nostri politici che abbiamo votato. Tutti che ricchissimi, i bravi. teatri sono tutti aperti, tutta la gente in fila a vedere teatro. Lasciamo cinema. perdere, io direi di andare oltre, perché Quindi cosa ci stiamo a fare? È meglio. Meglio suonare, come dice Mattia, meglio suonare, anche perché ormai abbiamo suonato 8 ore e 3 quarti. ma perché abbiamo No. dato? Perché stiamo Io, aspettando per zero. io tra l'altro vedo Matteo in austero. È l'ora di prendere. Matteo. Ah, ma non devi suonare tu, Davide. No, adesso No, ho parlato fin troppo. No, lascia stare. Adesso facciamo così. Vi invitiamo tutti chiaramente al 13, ma troverete poi la nostra. Eccole là, vedi che anche il pubblico ha. Lì c'è un po' di collezione. Ma che belle ragazze che c'è lì, Davide. Lì c'è un po' di collezione. Bella ragazza in forma, tra l'altro. Ce n'è un terzo, dai. Quindi rinnovo io l'invito al 13 così per essere più a portata di mano. E al 6 a violina. Chiaramente il 6 a Videolina che è prima del 13, giusto? Il 6 è sempre prima del 13, quindi chiaramente. Dai John, c'è freddo. Grazie David, Buddha. Figurati, grazie a voi. Io la sparo lì perché. E mi sono divertito, Io la sparo, aspetta, la sparo lì perché Davide è di Rutilli, però da qualche anno. Ti potevi vestire da turbo, scusa, anche se il carnevale è finito. Da anni No, ma da noi Cristiano, ti devo correggere, da noi in realtà non sarebbe. Ah no? E quando finisce il lavoro? No, perché da noi a Ortelli non finisce la mercoledì del cenere, finisce la domenica successiva, il famoso carnevalone, il famoso giorno della Solana. Ok. Ed è all'interno della Quaresima. Sì, certo. Ho capito. Non lo sapevo. Vedi che si impara sempre qualcosa. Quindi la scusa è buona per tornare il carnevalone l'anno prossimo E così così non non è è zero zero di Rutilli. interrottamente. Tra l'altro vorrei fare anche un piccolo invito, andare a Rotelli a vedere una bellissima chiesa romanica, una delle pochissime fatte in mattoni. Rutilli paese o campestre? San Giovanni, giusto? San Giovanni Battista è il patrono. È una chiesa bellissima. Una chiesa del Sì, è una chiesa romanica bellissima. molto bene. Quindi andiamo a visitare i paesi della Purtroppo Sardegna. ristrutturata, sono passati dei secoli, non è proprio come è stata originariamente, però è ancora molto. Visto che state parlando di visite dei paesi della Sardegna, io ne approfitto perché chiaramente fare pubblicità a noi stessi non costa la nuda, anziché andare a Bergamo a visitare Bergamo. Chiaramente Matteo non è andato a visitarlo, ma è andato per altre cose. Per abballaie. No, è vero, è un invito che facciamo a tutti i sardi, visitiamo i nostri paesi e le nostre bellezze. Visitiamoci, ma soprattutto facciamo compagnia ai cavraresi, perché Davide vive a Cabras. Assolutamente, massimo sostegno. Sosteniamo perché non è solo una questione di ma queste sono le mie e a voi non le diamo. No, ma infatti è una cosa molto più io da cagliaritano sono d'accordissimo sul fatto che le statue vadano tutte a Cabras. A Cagliari bastano 2 coppie per invitare ad andare a Cabras. È una questione di sano principio, chiaramente che il sindaco e tutti massimo sostegno alla i comunità. cabraresi e anche oltre stanno sostenendo proprio lì Allora. questi giorni.
Mi sa Non posso che, permettere. mi sa che Sì, quella, prego, aspetta. mi sa che quella appena sta scrivendo anche altre cose. Però, No, però vai, io non spoilo tutte le cose, però vai, ti permetto. Ah, tu intendi, sì, questi giorni mi sono dato Quando ci sono evoluzioni si parte. mi sono dato un attimino da fare perché l'altro giorno ho partecipato alla manifestazione con Freddo Cane, un evento che era strapieno di gente, ma non, quello che mi ha stupito che non fosse solo la gente, ma era pieno di gente dei comuni di Vico e non solo. Allora, praticamente il discorso nasce da quello. Monterama è archeologico, non differente il valore storico della terra. Nel 1974 scoprirono tramite Un agricoltore. alcuni agricoltori, esatto, di alcuni agricoltori queste staffe iniziarono a mischiarle. Oltre 5.000 e passa reperti archeologici furono trovati in un irrisorio scavo archeologico. Questi reperti archeologici Dove sono andati a finire? Per 30 anni nei rimasero depositi. 40 anni negli archivi Nei depositi della sovrintendenza. Bravi. Ma io, a parte... Ulteriori scavi del 2014 trovarono queste statue, ma scavi da 2 o 3 giorni, non di più, statue che furono restaurate nel museo stesso, nell'ala proprio nel punto in cui sono situate esposte. Nel 2016 furono trovate queste altre 3 statue, non intere purtroppo, con 2, come posso dire, praticamente, aspetta, non viene il termine, comunque ricostruzioni, ma veramente belle, perché il giorno che sono andato con Maria Giovanna che era tutti al vivo, ricostruzioni di cosa nurati. Modelli di nuraghe, sì. Modelli di nuraghe. Metti a modello di nuraghe. Sì. Ma io non ne avevo mai vista, non è che al museo di Cabra sono possibilità. Ora, cosa sta succedendo? Che quei modellini, 2 modellini, uno più grande e uno più piccolo, sempre di Arenate, 3 statue, e vogliono portarle via per ristrutturarle a Cagliari, che è praticamente oggi lo specchietto per le allodole di Cabra, ma non solo Cabra, perché Cabra sapete che vive qui, c'è anche i Murati, in Barra di Pietro, Margheroni, dove non arriva un B&B, un Alberto, un bar, ci arrivano i casi. Beh, ma ecco. Cabras, oltre che adesso tutta la questione Montebrama dal 70 ad oggi, a Cabras c'è un'infinità di cose da vedere. Sì, vabbè, c'è poi tutto il Sinis che parte praticamente il Tripolio di San Salvatore, però il Cucurisarius. Cucurisarius è di un'importanza mondiale non indifferente, cioè lì 30 de madri hanno furono trovato. ritrovate le de madri databili a 3200 dei nuraggi, eccetera, eccetera, e nessuno sa niente. Nessuno sa mai collegato con l'ipogeo di San Salvatore. Certo. Sappiamo bene che la chiesa costruiva. Esatto, sopra i luoghi di culto precedenti. Sì. Siamo nelle mani. Il problema è che noi stessi non ci rendiamo conto dei tesori che abbiamo nella nostra terra e devo dire, Cabras è un'ora di macchina da Cagliari, non costa niente, farsi una bella gita. Si può fare tranquillamente, quindi perché no? Perché no? Per non parlare della bottega. Per non parlare della vernaccia, della botarga e di la tutte peschiera Ponti, sono i Muggi. Perché parlare solo di statue, del mare? Visto che ci siamo, basta c'è tutto, di bottega e vernaccia. Chiaramente non potevamo finire in serietà, però siamo
Vedi che qualcosa ce lo studiamo anche se non era per l'occasione. Appoggiamo in La piedi. cosa che mi preoccupa e che mi lascia perplesso è che situazioni finali, situazioni analoghe in ogni paese, chi più chi meno, certo, ognuno ha il proprio valore archeologico, storico e quant'altro, ma ci sono queste storie qui capite? Pensa che l'altro giorno ero sopra un pentalobato di Pula io, che ancora è lì fermo, no, Davide? C'è un pentalobato a Pula, è lì lasciato da solo, cioè con addirittura uno scavo e sicuramente qualche scala di qualche curioso che ha voluto approfondire, insomma, il fondo del Trovo veramente d'accordo. Va bene, io direi che abbiamo divagato un po'. Perché, no, ma perché sono cose che ci piacciono, Davide. Zio Buga, grazie del tuo intervento, della tua compagnia. Già lo sai. Grazie a voi, vi ringrazio per un pomeriggio decisamente diverso. Grande Davide. Guarda, anche per me, io dico chiaramente per me perché sono qui seduto da 8 ore, 7 e mezz'ore. A Giulia l'ho avvisata che no, tranquilla, per le 9 sarò a casa. Salutiamo Giulia. Forse non mi sono spiegato che saranno le 9 di domani mattina. Perché non puoi più andare perché alle 10 chiude. E quindi vabbè. Va bene. Scusa bella futti gustas. È stato un gran piacere parlare con te, Davide. Era da un bel po' che non ci avevamo una chiacchierata. Ciao Davide. Quando spaccias a Sabina Ciao, Zerga. ragazzi. Che facciamo uno spuntino. Ciao Davide. Lo puntino sulla porta. Ciao. Grande. Ciao. Oh. Chiudiamo, veloci, in bellezza. Io mi alzo anche in piedi perché. Cioè siamo in piedi con correttezza Perché almeno da casa, così basta. se saranno rimasti in due a guardarci, capiscono che sono alto 1,80 m. O no? Allora, siccome una grande richiesta dal nostro vasto pubblico ci stanno chiedendo un ballo che è ballabilissimo, ci sono i ballerini là e poi Matteo non vi ha Intanto ringraziamo chi alla regia il Picchili. sta sempre lavorando. Bonia, Mattia il presentatore, Orietta, tutti presenti oggi.
Grazie a tutti. Matteo Musas. Grazie Matteo. Grazie a Marianna. Grazie. Alessandra Basciu. Cristiano Cani. Grazie Mattia Murgia. Grazie a tutti. Che salutiamo davvero di cuore. Io ringrazierei, se sei d'accordo, Jonathan, anche qualcuno che magari nel percorso di oggi ci è sfuggito. Per esempio, la parrocchia di San Gregorio Magno, nella persona di Don Costantino, che c'ha sempre, esattamente come Casa Sadi, Sì. ma anche prima, anzi dall'inizio. Sì, da molto prima. Da molto prima. prima di Casa Sadi, quindi anche... Cioè, Lo facciamo di tantissimo. vero cuore, soprattutto Don Costantino, che è un nostro grandissimo amico. Amico, ammiratore, sostenitore. E ballerino anche. Anche ballerino, è vero. Ha preso anche lezioni di, Sì. non dico di laureata, ma di respirazione. Ci ha tentato, è un grande. Assolutamente sì. E poi volevo ringraziare, volevo salutare anche tutti gli amici di Assozio, perché prima abbiamo citato per esempio Sergio Recis, non l'abbiamo salutato, lo facciamo adesso, e tutti gli altri amici di Assozio, e non so se mi stia dimenticando qualcuno, se lo sto facendo, ditemelo voi. Io saluterei anche tutti gli amici che sono intervenuti in quest'anno nelle varie manifestazioni che l'associazione Simponia ha fatto. Non li citiamo tutti perché sono tantissimi, ma loro sanno chi sono, e li trovate comunque anche su YouTube e nel sito dell'associazione Simponia, nella pagina di Facebook, quindi se volete sapere chi sono andate a vederli e anche ascoltarli, che male non fa. Io saluterei la padrona di casa. Assolutamente sì. Rita Zeri, grazie mille. Rita Zeri è la rivoluzionaria più guerriera che in questo momento esista nel mondo culturale. Ricordiamoci che lei è grande ballerina di ballo sasso. Sì, quindi Rita Zeri, il crogiuolo e tutta la compagnia che qui ha sede. La Fucina. Enrico Picchiri, Grande Enrico Picchiri, Stefano Nursis che è andato via. È andato via, è rientrato. Potevamo fingere che ci... È rientrata a Siurgus. È andato a prendere le zeppole. Ci sfugge qualcuno, scusateci davvero. Io auguriamo un buon coprifuoco. Un applauso a Io direi grazie perché intanto sta durando ancora da 24 ore la Le Mans. No, cos'è? Loro non lo sanno, ma noi stiamo battendo il ghino dei primati. Attenzione. Cioè noi saremmo qui quando tutto il Covid sarà finito. Noi staremo ancora qua facendo i freni ringraziamenti e aspettare le zeppole. Quindi grazie davvero di cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tanti auguri a Simponia, ci vediamo l'anno prossimo, speriamo, e per i prossimi È un bel augurio a Kentano. A Kentano. Grazie a tutti.